Buongiorno a tutti e benvenuti. Rubo solo un paio di minuti per dire qualche parola di presentazione di questa giornata di studio che è stata dedicata a una singolare figura della cultura italiana della prima metà del Novecento. Una figura ingiustamente dimenticata e sulla quale solo da pochi anni si è manifestato un certo nuovo interesse. Lo dimostrano la recente pubblicazione dell'inedita e incompiuta autobiografia, Memorie di un estraneo, e la traduzione, uscita solo pochissimi mesi fa, della sua ultima opera, scritta originariamente in inglese, Una difesa dell'uomo. Due iniziative che si devono a Laura Orsi e a Paolo Bernardini, che sono stati fra i più, e sono tuttora fra i più attivi promotori di questo, come dire, piccolo Rossi Revival. Studioso tanto eclettico quanto prolifico, nei suoi 50 anni di attività, il suo primo libro è del 1921, l'ultimo del 1970, Rossi si occupò di psicologia e di teologia, di storia, di filosofia, di critica letteraria, ma trovò anche il tempo, nella Firenze degli anni 10 e 20, dove aveva studiato filosofia, trovò il tempo per scrivere delle novelle, per frequentare gruppi esoterici e occultisti e per partecipare agli incontri notoriamente turbolenti fra i futuristi di Lacerba e i seguaci milanesi di Marinetti. Anni più tardi ricorderà di avere accompagnato una sera al pronto soccorso Soffici al termine di una di queste scazzottate futuriste. Ma è però come storico della filosofia britannica che egli costruì la sua carriera di docente e di studioso. Di docente nei licei di mezza Italia, un docente i cui allievi lo avrebbero sempre ricordato con grande apprezzamento e lo dimostrano i ricordi, le testimonianze di personaggi che avrebbero poi avuto un ruolo di prestigio sulla scena culturale e politica italiana, per esempio Elena Croce, per esempio Giovanni Spadolini. E dall'altro lato si costruì una carriera di studioso riconosciuto a livello internazionale, anche se controverso e oggetto di non poche polemiche. All'Inghilterra Rossi dedicò una monumentale storia progettata in 6 volumi, della quale però uscirono soltanto i primi 4 volumi. Il secondo riuscì a scriverlo, ma è rimasto tuttora inedito nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Il nostro convegno si limiterà a un solo versante della proteiforme attività di Rossi, cercando di fare il punto a distanza di anni e quindi con il senso critico che questo necessariamente implica, fare il punto sui lavori che egli dedicò alla cultura britannica e ad alcuni dei suoi più prestigiosi rappresentanti. Ne parleranno oggi studiosi che, essendosi occupati degli stessi temi e delle stesse figure di cui si occupò Rossi, sono i più titolati a trarre un bilancio dei suoi lavori. Vi ringrazio per aver accettato di partecipare a questa giornata e cedo la parola al professor Paolo Bernardini, accademico e professore di storia moderna all'Università dell'Insubria, che sull'opera storica e filosofica di Rossi è intervenuto già più volte e che presiederà la seduta di questa mattina. Grazie. Comunque mi fa molto piacere essere qui, grazie a Giuseppe Sertoli e anche a te per presiedere, per aver pensato a questa giornata così sicuramente interessante, perché il Mario Manlio Rossi è un personaggio che sicuramente affascina se uno comincia a frequentarlo, ma è vero che fino a poco tempo fa, finché specialmente Bernardini e Laura Orsi hanno cominciato a riparlarne, io poco lo frequentavo, ma mi ricordo che avevo letto naturalmente questo suo viaggio, l'edizione inglese del suo viaggio in Irlanda, e mi era capitato di insegnare alla scuola estiva di William Butler Yeats a Sligo,
dove mi hanno invitato 2 o 3 volte a tenere una relazione. L'ultima volta dissi, ma se mi invitate ancora una volta parlerò dei rapporti di Yeats e Rossi. Non mi hanno più invitato. No, non per quello. In ogni caso. E dunque, Mario Manlio Rossi e Yeats, dovrei dire Rossi, l'Irlanda e Yeats. Rossi ha un rapporto unico con l'Irlanda e i protagonisti del Rinascimento celtico. Il suo viaggio in Irlanda, scritto a caldo fra 1931 e 1932, quando aveva 36 anni, documenta la sua passione onnivora e intelligenza critica. Informa il lettore italiano sulla complicatissima situazione politica e sul travaglio anche sanguinoso che ha condotto alla recente creazione dello Stato libero, congiungendo storia e testimonianze dirette. Il corposo saggio, sulle 200 pagine, è suddiviso in brevi capitoli, appunto Viaggio in Irlanda, non numerati, con titoli efficaci ma non manierati, da Imbarco e sbarco e Panorama di Dublino, fino alla conclusione Tramonto sul lago di Cool. Un viaggio vero e proprio, quello compiuto da Mario Manlio Rossi nell'estate del 1931, ma che subito si apre ad approfondimenti e riflessioni. Seguono immediatamente titoli come Alcol, Dublinesi, I sogni e la realtà, Un deserto verde. L'impostazione di saggio interlocutorio d'autore ricorda analoghi scritti o deporici coevi di Emilio Cecchi e Mario Prats, che di Rossi fu amico, e non soffre dal confronto. Rossi scruta con occhio attento e riferisce con stile rapido e quasi impaziente. Non dice di sé, ma emerge come quella figura originale e rimarchevole che ritroviamo in tutti i suoi scritti, accomunati da una passione conoscitiva insaziabile e a volte crudele e cruda. Vedi Le tarde e piuttosto cupe memorie di un estraneo, che deve essere abbastanza unica come un'autobiografia così autodistruttiva. Non ce ne devono essere tante scritte in quel tono. In Irlanda però questo estraneo, per eccellenza, si sente insolitamente a suo agio, accolto. È un deserto verde, ma è anche l'isola degli amici. Questa, ripeterà spesso questa bellissima espressione, l'isola degli amici. E non è un caso, dato il carattere scontroso di Rossi, che per lui la landa selvaggia ai confini estremi dell'Occidente e della civiltà sia anche luogo ospitale in cui trovare finalmente pace. Infatti a Rossi l'Irlanda appare, o la descrive, fuori dal mondo e ne dà delle ragioni storiche. Non ha mai fatto parte del Sacro Romano Impero. Solo a metà Seicento, con Cromwell, l'Inghilterra l'ha seriamente colonizzata, eliminando, cito, forse un centinaio di migliaia irlandesi. Credo nella libertà di coscienza, disse Cromwell, ma la messa non si può celebrare. Questa è una citazione che lui cita questa frase di Cromwell. Lo stesso cattolicesimo, sostiene Rossi, è qui una religione nazionale che risponde solo all'ideale capo supremo, il Papa, non ai vescovi, più disposti a compromessi politici con l'Inghilterra e diffidenti del piccolo clero e del popolo, che sarebbero, secondo Rossi, luteraneggianti, per cui non c'è, fra il fedele c'è solo il prete locale e poi c'è subito idealizzato il Papa, per cui fra l'altro gli irlandesi andrebbero a combattere, a morire per difenderlo. Però invece sarebbero luteraneggianti, dice, usa questo termine. Mi è venuto in mente che questo forse spiega la disaffezione puritana di oggi degli irlandesi nei confronti di un cattolicesimo percorso da scandali, che hanno impressionato assai meno i più tiepidi cattolici continentali. Questo carattere forse luterano
Il viaggio in Irlanda dunque è un libro che conserva attualità e interesse, oltre a essere la testimonianza di un osservatore di primo ordine particolarmente in vena e autoironico, che non ha paura di spargere qua e là giudizi imprudenti, direi irlandesi. Per esempio, i francesi sono definiti tutti superficialoni, in generale i francesi sono degli superficialoni. Lo dice anche qualcuno nell'Ulisse di Joyce. Mentre l'irlandese, che cito, è in realtà un uomo assorto, che ha in fondo pietà di questo mondo incolore e uniforme, e pietà degli uomini che agiscono, che si arrabattono, che vivono. Questo sarebbe il carattere irlandese. Questa pietà del mondo, non disgiunta dalla comicità, è una nota di fondo della letteratura irlandese, come conferma l'Ulisse di Joyce, che Rossi cita, come pure i racconti Dubliners e quel mostruoso Finnegan's Wake, che allora non si chiamava ancora Finnegan's Wake, che Joyce stava allora pubblicando su rivista e di cui Rossi dà un giudizio acuto. Lo cito. Non può sfuggire, oltre ai luoghi sempre irlandesi in uno scrittore tanto internazionale, una leggera fumisteria, della quale certo gli amici di Joyce non si accorgeranno, perché è prettamente irlandese. Le riflessioni esplorative, sincere, pungenti di Rossi sono disseminate di episodi, incontri, scenette emblematiche, fotografie, come quando un'amica lo accompagna in auto nella campagna lussureggiante e a un tratto gli rivela l'acquitrino infausto del bog, la torbiera sterile che occupa tanta parte del suolo. Una terra vecchissima, primitiva, che contribuisce alla rappresentazione di una conturbante ultima Thule, terra estrema, no? Questa Irlanda appunto magica, inquietante, no? Però al suo tempo curiosamente invece accogliente. Ecco come lui fa di queste scene che lui introduce, no? Ma molto naturalmente all'interno di quello che poi è anche una trattazione storica sulla storia, il carattere, la politica, la lingua, c'è molto sulla lingua e anche sulle peculiarità della lingua irlandese, le metafore, no? Così. E cito questa scena appunto quando lui viene accompagnato in automobile. Quando il verde trascolora verso il viola, nella campagna, è il bog, la torbiera, la tragedia dell'Irlanda. Mi si è rivelata in una domenica di sole. Salivo in automobile su per i monti di Dublino, fra boschi fitti e prati lussureggianti, e i contadini vestiti a festa davano un'illusione di prosperità, in contrasto con le umili case dal tetto di paglia. Mrs. Hutchison guidava con la prudenza necessaria a poter parlare con me e capirmi nel mio inglese ancora fantasioso. I monti salivano, si denudavano come un Appennino vago. Ad un certo punto Mrs. Hutchison fermò l'automobile, accese una sigaretta e mi disse con voce di pietà: ecco il bog. E questo accenno alla lingua è divertente perché ci ricorda anche osservazioni di altri amici che dicono che quando lui arriva in Irlanda non ha mai sentito parlare l'inglese, in realtà lo conosce solo, per cui è molto difficile colloquiare con lui. Per cui questa scena, no, con questa che accende la sigaretta, che cerca di parlare con lui, e no, ci sono queste donne che lo accompagnano in giro per il paese. Questi numerosi ma mai bozzettistici episodi in presa diretta culminano verso la fine del volume nel viaggio a Occidente che chiude il libro. Impagabile l'incontro con il grande vecchio assorto Yeats alla stazione dublinese Fuorimano, donde si parte per l'Ovest. E non è poi tanto lontano da come in effetti è o era questa stazione. Io mi ricordo la prima volta che ci andai in questa zona remota di Dublino, sembra proprio di partire verso il nulla.
tutto era fermo, mi pare di quando parte il primo treno, parte fra 8 ore, no? Il treno per andare da Dublino a Galway, no? Il viaggio verso occidente, insomma. Per cui c'è questo incontro straordinario con Yeats che lo aspetta alla stazione. Rossi dice non mi aspetto che sia puntuale perché mi hanno detto che Yeats spesso con la testa, invece no, arriva puntualmente. E poi c'è la scena divertente che salgono al scoso e invece di parlare, no, entrambi si mettono a leggere un giallo. Così dice che non devono insomma, sforzarsi di spiegare l'uno all'altro perché preferiscono questa letteratura di consumo. Rossi venera Yeats come l'incarnazione suprema della poesia, ma anche della speculazione. Ci fu un intenso dialogo per lettera fra Yeats e Rossi sulla dimensione del tempo, lineare o circolare. Rossi si sofferma, insomma, gli scrive delle lunghe lettere spiegandogli le sue teorie, ma lettere che rispondono a domande che Yeats gli pone, no? E sugli autori studiati da entrambi, Berkeley e Swift. E Yeats, qui c'è sarebbe tutto un discorso da fare su quanto Rossi scrisse, no? Su Berkeley e come Yeats apprezza, insieme col collaboratore di Yeats, Joseph Hone, e come Yeats trovava straordinario e indispensabile questo lavoro di Rossi, no? C'è una lettera di Yeats di anni più tardi, scritta da Rapallo il 20 giugno 1934, dove lui dice, avendo già pubblicato, insomma, su Berkeley, Yeats gli dice, I hope you have not finished with Ireland. No? You and Hone have deepened our sense of 18th century Ireland. Those who went before you were mere recorders of facts and dates. Cioè tu, lei e Hone avete approfondito il nostro senso, insomma, la nostra idea, concezione dell'Irlanda. Spero che lei continui a lavorare sull'Irlanda. Lo scrive appunto 2 anni dopo, quando è uscito anche il viaggio. Per cui Yeats, loro appunto hanno questa corrispondenza sia sulla filosofia sia sugli autori, poi su Swift, quando Yeats scrive quel suo dramma stranissimo, ma in fondo anche uno dei più, credo, rappresentabili, Words Upon the Window Pane, che è una seduta spiritica, se ben ricordo, in cui appare il fantasma di Swift, no? Tutto, e parla del suo amore, dei suoi amori con Vanessa. E allora Yeats in quel periodo scrive appunto chiede, insomma, dice che perché Rossi aveva pubblicato questo libro con Swift the Egotist, se ben ricordo il titolo, e Yeats dice che lui non è d'accordo che sia poi un egotist e così via, però insomma c'è questo scambio che procede per anni, no? Sugli autori e sui concetti filosofici che Yeats andava elaborando, come ben si sa, nel suo A Vision, no? In questa sua opera così astrologica, storica, astrologica, poetica fondamentalmente. E fra l'altro Rossi sottopose a Yeats alcune delle interpretazioni della storia dell'Irlanda che andava elaborando nel suo bel libro. L'idea di fondo che l'Irlanda non è mai un paese unificato, ma è un paese di clan, per cui non esiste una lealtà politica al di fuori, no? Per cui uno può cambiare completamente posizione, perché in realtà la sua lealtà riguarda un gruppo ristretto, un clan, non so quanto ma anche clan, che Yeats non sia del tutto non sia del tutto in disaccordo con queste letture che insomma questa è una delle idee principali che lui sviluppa nel libro, no? E che l'Irlanda non è una nazione ma un insieme di clan in competizione. E appunto che lui elabora in questo suo libro, il quale appunto fu ritenuto così interessante da Yeats e da Joseph Hone, che ne fu tratta un'elegante versione ridotta inglese, tradotta da Hone, pubblicata per le sue raffinate edizioni da Elizabeth Yeats, no? La sorella di
di Yeats, di William Butler Yeats, alla Kula Press, sono delle edizioni limitate, e questa versione o riduzione inglese o irlandese porta un titolo significativo perché trasforma Viaggio in Irlanda in Pilgrimage in the West, per cui diventa proprio un pellegrinaggio. Nel 1939, quando Yeats muore, Elizabeth scriverà a Rossi come un intimo di famiglia, descrivendo le circostanze della morte del fratello, per cui c'è proprio una lunga lettera che rivela quanto ormai fosse lui diventato parte del mondo di Yeats, no? Della sua famiglia in un certo senso. Queste lettere sono in parte note, perché molte sono state pubblicate nelle lettere di Yeats naturalmente, ma in parte sono state recuperate nell'archivio Rossi, studiate e commentate soprattutto da Fiorenzo Fantaccini nel suo importante studio Yeats e la cultura italiana. Rossi non scrisse altro su Yeats, né lo tradusse. Il suo approccio non era né letterario né accademico, ma poetico-filosofico, speculativo. Cioè un altro studioso, letterato, professore avrebbe poi approfittato di questa sua approfondita conoscenza personale per scrivere dell'autore, per scrivere dei saggi su Yeats stesso, per tradurlo, anche visto che in Italia non era stato molto tradotto, anche se Di Fantaccini dice che in realtà Rossi sembra che ignorare o far finta di non conoscere le traduzioni di Carlo Linati, che erano già comparse. Però appunto lui Rossi non segue questa via, che sarebbe la via appunto del letterato, dell'accademico, però e non scrive. No? Per lui Yeats... In Yeats Rossi aveva incontrato la poesia, una voce che gli parlò convinta di essere intesa e di cui afferma senza affettazione di non sentirsi nemmeno retrospettivamente degno. Cito quanto dice: io non sarò mai degno in tutta la mia vita che il viso di Yeats si sia volto verso di me, con questa profonda soddisfazione, con questa arrossente gioia di essere stato ascoltato. E non mancano tuttavia momenti comici anche in questa parte terminale del libro, no, del viaggio verso l'Irlanda più autoctona, no, occidentale. Non mancano momenti comici come quando a Rossi e Yeats si unisce il funambolico medico, poeta, senatore, albergatore Gogarty. E i tre scorrazzano pericolosamente in auto fra i paesaggi mozzafiato del Connemara, scandendo versi. E Rossi si diverte a parlare di no? Questo Gogarty che è proprio lui, proprio l'irlandese, proprio il tipo dello straordinario dell'irlandese, pieno di divertimento, no? Di estroso, poeta, insomma, che fa tutti i mestieri, insomma. Questo viaggio a Occidente termina a Coole, residenza di Lady Gregory, madre d'Irlanda, intorno a cui si sono raccolti coloro che hanno dato all'Isola Verde una letteratura mondiale, premiata per tutti col Nobel a Yeats. Questa è una delle idee che lui espone. Il Nobel a Yeats in realtà è un premio alla letteratura irlandese, alla cultura irlandese, che è divenuta cultura mondiale grazie a chi? Grazie al circolo di Yeats, Lady Gregory, per cui alla cultura anglo-irlandese, in un certo senso. Lady Gregory è una seconda, o forse prima, madre per Rossi, il quale trascorre tutto l'agosto 1931 con lei e Yeats a Coole, nei così poetici, interminabili crepuscoli occidentali, più volte sapientemente evocati da Rossi. In fondo anche lui poeta fra poeti. È anche l'ultima estate della vita della nobile scrittrice e catalizzatrice di begli ingegni. Rossi le dedicherà il suo viaggio
in Irlanda con commozione. E più tardi, in un articolo del dopoguerra, scriverà: a Cool per la prima volta e forse per l'ultima ho sentito che cosa significhi la poesia per i poeti, la scrittura per gli artisti. A Cool, fra Lady Gregory e Yeats, comprendevate che le parole possono divenire quello che è un legno prezioso per l'ebanista, un certo colore per un pittore, strumenti, materie da scegliere accuratamente, da collocare a posto con precisione, e poi la meraviglia infantile di essere riusciti a dire quello che si voleva dire, il poeta in ginocchio davanti alla sua creazione più grande di lui. Sappiamo che c'è il famoso albero degli autografi, fu chiesto a Hone, gli fu dato il grande onore di firmare questo albero dove c'erano, e avevano scritto Sing, O'Casey. Tornando a Cool nel 1953, Rossi trovò la grande dimora immortalata da Yeats rasa al suolo da un governo che non seppe vedere nei protagonisti anglo-irlandesi del rinascimento poetico celtico altro che i rappresentanti di un'odiata classe di oppressori. Timore di un cieco estremismo nazionalista che introduce la censura e criminalizza l'aborto, più volte espresso in viaggi in Irlanda. Torna spesso su questo argomento, che lui vede naturalmente il pericolo di questo nazionalismo che vuole estromettere ogni, no? Tutta questa che poi è la grande cultura anche del Settecento, come era stata riscoperta da Rost, da Yeats. Per cui appunto c'è questo è un altro tema del libro, no? Il timore di un cieco estremismo nazionalista, no? Quanto a Rossi, che poté assistere all'ultimo atto di quella stagione magnifica e fu accolto con stima e affetto dai suoi protagonisti, egli avrebbe potuto far proprie le parole con cui Yeats chiude la poesia The Municipal Gallery Revisited. Think where man's glory most begins and ends, and say, my glory was I had such friends. Rifletti dove la gloria umana davvero inizia e finisce, e di che fu mia gloria avere tali amici. Grazie al professor Bacigalupo, che oltretutto, oltre a darci questa bellissima immagine completa dei rapporti di Rossi con l'Irlanda, si è anche mantenuto entro i tempi addirittura, e la cosa mi suggerisce l'idea che si possa avere una discussione dopo ogni singolo intervento a questo punto, dal momento che il professor Bacigalupo è stato ben al di sotto dei 40 minuti, e sicuramente questo primo approccio con la periferia in fondo del mondo anglosassone, poi arriviamo alla Scozia e poi arriviamo all'Inghilterra, ma è proprio alle origini delle passioni poi anglistiche di Rossi, rimarrà poi sempre presente anche nell'opera postuma La guida dell'Europa minore, lui va in Irlanda e così via, quindi c'è una continuità. Quindi io ringrazio tantissimo il professor Bacigalupo e invito il floor a esprimere se ci sono domande, osservazioni, dal momento che appunto siamo... Basta, professore. Prego. Siccome Rossi aveva scritto Lo spaccio dei maghi, dove si era allontanato dall'esoterismo della Firenze dei primi anni '20, vorrei sapere appunto se si era accostato a un'altra forma di esoterismo, cioè quello di Yeats. In realtà non mi sembra che no? la discussione fra quello che ho visto delle loro lettere, che sono state appunto pubblicate,
vedono soprattutto che un concetto, la discussione sul concetto del tempo, così vagamente scientifiche, geometriche, no? C'è questa curiosa storia del, se ben ricordo, no? C'era un libro uscito credo in quell'epoca, all'inizio degli anni 30, di un ingegnere che si chiamava Dunn, scritto con la U, e che si chiamava An Experiment with Time. E questo ingegnere Dunn, che ancora nel dopoguerra, forse tuttora viene ristampato, era stampato dalla Faber. Infatti si dice che è un libro che ha anche influenzato T.S. Eliot, con i suoi quartetti, dove si parla molto del tempo, no? E allora Dunn sosteneva, avendo avuto, credo, dei sogni premonitori o qualcosa del genere, aveva fatto delle teorie, degli schemi di tipo ingegneristico, appunto, per dimostrare che in qualche modo la dimensione del tempo si proietta, non so, in qualche modo, per cui ci può essere la premonizione. Insomma, non è una cosa esoterica, ma è una cosa che si può spiegare, no? E per cui anche Yeats lesse questo libro di Dunn ed era incurioso di sapere cosa ne pensava Rossi, e Rossi invece gli dice che no, che non lo convince la teoria, però insomma discute la questione del tempo, della rappresentazione del tempo, che dice poi mi pare che è sempre comunque una il fatto che sia una linea, un punto, un cerchio, poi dipende sempre dalla nostra così da come noi ci inventiamo, come noi ci rappresentiamo questa dimensione, è una cosa soggettiva, ma di questo forse si parlerà poi meglio, di come lui concepiva la realtà e la conoscenza, no? Perché è un argomento su cui pui lui ha lavorato, no? Empirismo, pragmatismo, eccetera. Per cui la mia impressione è che in realtà non ci fosse questa cosa esoterica, non viene fuori questa cosa esoterica. Sì, lui parla nel viaggio in Irlanda del fatto che in Irlanda ci sono i folletti, no? Che la gente che crede ai folletti, anche le persone apparentemente più razionali, dice ah, però sai, io l'altra sera l'ho visto questo leprechaun, no? E poi dice, si spiega che in America sono tutti così superstiziosi perché sono tanti irlandesi. In realtà non mi sono mai accorto che gli americani fossero particolarmente superstiziosi, devo dire. Sono degli accenni così folcloristici che però hanno anche a che fare con la sua... con le sue idee. Infatti poi sappiamo del regno segreto, no? Qui magari sarà interessante vedere se quando lui tratta, in che modo lui tratta Kirk e la sua opera, no? Però la risposta in generale mi sembra che anche la conversazione... Non c'è un legame quindi no, tra la conoscenza con Yeats e direi di no, il perché è chiaro che successivamente... Yeats spiegò solo nel suo libretto A Packet for Ezra Pound, pubblicato anch'esso nel 29, credo, proprio dalla Kula Press, quella stessa che aveva stampato qualche anno prima Pilgrimage to the West. Yeats lì per la prima volta spiegò questa faccenda della scrittura automatica della moglie, per cui Rossi probabilmente poi quel libretto lo conosceva, l'aveva visto, però non ritorna su questo argomento. Comunque anche mi pare che per qualche ho sfogliato dello Spaccio dei Magi, che anche lì il suo atteggiamento sia, no, piuttosto irridente o critico, no, nei confronti di tutto, è solo una descrizione dell'ambiente, più con suo interesse è proprio personale nell'esoterismo. Però non vorrei entrare in una cosa che non conosco, perché non è che l'abbia letto poi tutto questo, che conosca poi il pensiero di Rossi su questo argomento. Però è una domanda molto interessante, perché è vero che noi pensiamo a Yeats, è un po' questo anche nella cultura italiana. Yeats viene spesso associato con l'esoterismo, col simbolismo, qualcosa, mentre nella cultura anglosassone Yeats viene visto appunto come, mi pare che lo veda qui, come appunto il poeta che inventa degli simboli per la sua poesia. E Yeats, che era un uomo poi, che era anche un uomo di gran buon senso, lo dice proprio in quel Packet for Ezra Pound, che poi divenne l'introduzione a Vision. Dice che mi hanno chiesto se queste cose che scrivo sono vere, ma dice sono dei simboli, sono delle cose che, no? Per cui lui stesso prendeva le distanze da questa sua mitopoesi, no? Creazione mitopoetica. E per cui non mi sorprende che Rossi su questo tema taccia, almeno in Viaggio in Irlanda e nelle altre cose. Poi c'è il ricordo di questa meravigliosa stagione, di questo incontro con queste grandi persone, la figura della Lady Gregory, che poi lo tratta con tanta amicizia, che lo ospita per un mese, no? E lui sente veramente sente di respirare in mezzo al genio, no? Di vedere
E lui stesso ha questo genio poetico, perché appare in questo libro, che però non esagera mai nell'impressionismo, no? Perché è un libro anche pieno di dati concreti, ci sono lunghe discussioni, delle interviste con personaggi politici, no? Discussioni di personaggi politici, per cui è un libro molto, molto solido, molto piantato coi piedi per terra, ma anche un esempio di un'ottima scrittura, di una grande capacità di scrittura, per quello che poi ho citato Cecchi, Prats, che scrivevano in quello stesso periodo libri di viaggi, forse non altrettanto incisivi, non so, di quella. Grazie però. Io avrei una curiosità perché sono rimasta molto stupita dalla definizione della Torbiera come la tragedia dell'Irlanda, in una persona così affascinata come hai mostrato, no? di questo paese e del suo paesaggio, eccetera, eccetera. Perché la definisce la tragedia? Perché dice, riporta delle statistiche secondo le quali la torbiera appunto è incoltivabile, può solo servire scarsamente come combustibile, gran parte del territorio irlandese è coperto dalla torbiera, e per cui l'Irlanda non può sfamare, no? E lui non vede nemmeno la possibilità di uno sviluppo economico in Irlanda. Questo essenzialmente. È chiaro che poi noi sappiamo che ci sono state persone che hanno fatto poesia sulla torbiera come simbolo dell'Irlanda, però lui vede questo aspetto lunare che un po', per quel che ricordo dell'Irlanda, c'è un po' questo senso, no? Un po' come i Moors in Scozia, no? O nello Yorkshire, no? C'è anche questo senso di queste lande esposte al cielo dove nulla cresce, solo arbusti, no? Questa è un po' l'idea che lui suggerisce. Non so poi quanto bisognerebbe parlarne con un economista, con un agronomo. Il tema Rossi e l'Irlanda si può forse aggiungere un tassello che piuttosto inaspettato, che io francamente non mi aspettavo, cioè che Beckett è stato un lettore di Mario Magno Rossi. Beckett era amico di Hone e nelle sue lettere ricorda di avere visitato Hone, aveva letto e apprezzato in particolare il libro su Berkeley. Dice i capitoli filosofici sono i migliori di tutto il libro, sono quelli scritti da Rossi su invito di Hone. Non gli piacque invece il libro su Swift, e non gli piacque nemmeno il viaggio d'Irlanda, dicendo in una lettera che era un libro molto professorale. Beckett lo giudicava professorale, e men che meno gli piacque poi il libro su cui ebbe le parole anche piuttosto cattive, il libro sul rimorso, che invece è uno dei libri fondamentali per il pensiero di Rossi. Ecco, uno non si aspetterebbe che Beckett sia stato un lettore di Mario Rossi, eccetera. Non so se lui ne sarebbe stato contento, ad ogni modo è un dettaglio l'Irlanda e Rossi. Immagino l'abbia fatto sicuramente in quanto italiano, però mi chiedevo se Rossi si fosse esercitato in prima persona anche lui nella poesia stessa. Per quanto ne so, io ho visto appunto i racconti, sì. Racconti, sì. Questo smilzo volume di racconti illustrati molto belli, ma io guardando anche, avendo letto forse quasi tutto, non ho trovato sue poesie, neanche nelle carte alla Panizzi. Però ripeto, le carte alla Panizzi sono un pochino disordinate, sono tantissime. Quindi può darsi che lui si sia cimentato anche con la poesia, però per ora non abbiamo trovato. Ecco. Allora, se non ci sono altre domande, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. No? Una brevissima osservazione, ricordiamoci che in quegli anni l'Irlanda era al centro del discorso politico, molto perché aveva ottenuto l'indipendenza del 21, c'era il mito fascista della perfida Albione, quindi l'Irlanda si era ribellata all'Inghilterra, era stato sanguinoso e doloroso il processo di indipendenza dell'Irlanda, ricordiamoci, era ancora
legata per certi aspetti all'Inghilterra, compreso quello monetario. Quindi c'è un ampio dibattito in quel momento sul... E che nel libro è perfettamente riflesso, insomma, e che durerà poi ampiamente per tutto il ventennio fascista. Ci sarà anche un fascismo anti-irlandese, oltre al fascismo pro-irlandese, con tutto il discorso della periferia. Molto complessa la cosa. Allora, bene, grazie. Allora, grazie al professor Bagicalupo, e dunque passo la parola al professor Sertoli, che parlerà di Mario Rossi, interprete di Swift. Il professor Sertoli è professore emerito di letteratura inglese all'Università di Genova, è socio effettivo dell'Accademia Ligure che ci ospita di Scienze e Lettere e socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Si è occupato del romanzo otto-novecentesco Hardy, Kipling, Conrad, Darrell, ma soprattutto della narrativa del pensiero estetico del Settecento, curando edizioni di testi e pubblicando numerosi saggi parzialmente raccolti nel volume 2 Robinson e altri saggi sulla letteratura inglese del Settecento, uscito nel 2014. Il professor Sertoli oggi ci parla appunto di Mario Rossi, interprete di Swift. Grazie. Grazie. Allora, vediamo subito. Puoi farlo scorrere? Ah, questo, in giù? No, in giù. Ah, verso destra. Con le frecce? Sì. E con le frecce? Anche con le frecce. Ecco, sì. Ma anche con questo comando, come preferisci. No, con le frecce. Sì. Ah, ecco. Ok. Allora, Sir Berkeley fu il filosofo della vita di Rossi, quello a cui egli consacrò quasi 50 anni di riflessioni. Swift è stato senza dubbio lo scrittore che lo ha accompagnato per un tratto poco meno lungo di strada, e che nella prolusione del 62, e dai, com'è che non viene? A destra, sì. Sì, e che nella prolusione accademica del 62, letta al momento di salire sulla cattedra di italiano finalmente concessagli dopo 15 anni di insegnamento dall'Università di Edimburgo, egli definì my great teacher, il mio grande maestro. Un maestro col quale non è illazione abusiva, Rossi dovette almeno in parte identificarsi, non soltanto per certe affinità di carattere ben descritte anni fa da Masolino D'Amico in un articolo sulla Stampa intitolato, come vedete, Uno scorbutico a caccia di fate, ma anche per talune corrispondenze biografiche da Rossi stesso sottolineate, su cui vorrei tornare alla fine. Verosimilmente introdotto a Swift da Papini e Prezzolini al tempo in cui studente universitario a Firenze frequentava Vociani e Futuristi, Rossi dedicò alla figura e all'opera del decano di San Patrizio ben 5 testi scanditi nell'arco di più di un trentennio. Un breve saggio del 25 sul suo atteggiamento religioso, pubblicato in un periodico del neoprotestantesimo italiano, ne parlerò più avanti, poi un saggio sul carattere di Swift, pubblicato in inglese nel 1932 su una rivista londinese, pubblicato grazie alla mediazione di Yeats, che Rossi aveva conosciuto l'anno prima, e quindi non sorvolo su questo, nel corso di un suo, per lui, memorabile viaggio in Irlanda. Poi nel 1934 la biografia Swift or the Egotist, scritta a 4 mani con Joseph Hone e gemella di quella di Berkeley di poco precedente. Poi ancora un'antologia swiftiana del 1942 che gli aveva commissionato Garzanti, in una collana nella quale poi egli avrebbe pubblicato un'analoga antologia dedicata a Voltaire, e infine un saggio sui viaggi di Gulliver, risalente
Aspetti, vi faccio vedere intanto, ecco questo è il libro, la copertina di Swift di Egotist. Questo è Joseph Hahn e il frontespizio della biografia di Berkeley, l'antologia di Garzanti, e poi arrivo a questo, un saggio inedito, risalente, non datato, ma con tutta probabilità risalente agli anni 40, è rimasto inedito fra le carte di Rossi, che sono depositate, come ricordava Paolo Bernardini, nella biblioteca di Panizzi. Poi si aggiungono anche negli anni 60 un paio di articoli di giornale sul Messaggero, ma inutile parlare, non aggiungono proprio niente di nuovo. Ecco, di questi 5 testi il più significativo, a mio avviso, è il secondo, cioè il saggio, l'Essay on the Character of Swift. Significativo non solo perché contiene in nuce tutto quanto sarà sviluppato nella biografia successiva, ma soprattutto perché definisce un metodo critico biografico che discende da opzioni filosofiche che in quegli stessi anni Rossi andava formulando, siamo appunto fine anni 20, primi anni 30, andava formulando in una serie di saggi che costituiscono il presupposto teorico di tutto il suo successivo lavoro di storico della filosofia britannica. Saggio sul carattere di Swift. Ora, quello del carattere è un tema che circolava ampiamente nella cultura europea di ultimo Ottocento e primo Novecento, da Klages a Weininger, da Jaspers a Jung e così via. E Rossi non fa che riprenderlo, dislocandolo però dal piano psicologico a quello morale. Diffidente nei confronti di certi approcci della psicologia e ancor più della psicanalisi freudiana per i rischi di determinismo che essa comporta, Rossi rifiuta di vedere nel carattere una struttura psichica a cui come dire, ricondurre causalmente le volizioni e gli atti che un individuo compie nel corso della sua vita, per intenderlo invece come la configurazione che quelle volizioni e quegli atti assumono agli occhi di chi, osservandoli a posteriori, li interpreta, e lui sottolinea, eticamente. E quindi di carattere morale che Rossi parla, giacché per lui è la moralità a costituire kantianamente la personalità di un individuo. O diciamolo all'inverso, il carattere non è altro che la coscienza morale di un individuo, quella coscienza che, governandone la condotta e dunque tracciandone il destino, parola molto cara a Rossi, quella destino, rappresenta la verità di una vita e di una personalità che devono essere comprese al di là delle circostanze esteriori e senza smarrirsi nella polvere dei documenti, anche questo lo sottolinea, devono essere comprese nel loro ordine tutto interiore, nella loro unità architettonica, insomma in quella che Henry James chiamava the figure on the carpet, cioè la figura nel tappeto. Sulla natura di questo ordine, di questa unità e quindi sul concetto stesso di carattere, devo dire, Rossi non è sempre chiaro e univoco, però al di là di oscillazioni e incertezze, egli intende quel concetto di carattere come uno strumento ermeneutico e dunque come un costrutto interpretativo atto a dare senso, riordinandolo in un quadro coerente, a una molteplicità di atteggiamenti e comportamenti che altrimenti risulterebbe dispersa e dispersiva. Un quadro che è al tempo stesso definitorio e classificatorio, perché i caratteri degli individui si lasciano distinguere in tipi, come già da tempo la psicologia aveva argomentato e come Rossi, che oltre a Teofrasto e la Bruyère, citati tante volte, aveva in mente verosimilmente gli idealtipi di Max Weber, ribadisce nel momento in cui scrive che la conoscenza del carattere morale di un individuo avviene sempre per tipi. Ora, questa sommariamente riassunta è la premessa teorica del saggio sul carattere di Swift, un saggio che si apre con una dichiarazione di intenti che non potrebbe essere più esplicita e chiara. Studieremo Swift come un carattere, non come una vita fatta
di aneddoti, e in questo modo noi troveremo che la qualità fondamentale del suo carattere fu l'egotismo. Cioè, ecco, l'egotismo, una self-assertiveness, una assertività che impediva a Swift di uscire da se stesso per empatizzare con un prossimo che gli rimaneva invece sempre altro, estraneo, esterno ed estraneo, sempre altro da lui. Non era la prima volta, badate, che il termine egotismo veniva applicato a Swift. Lo avevano usato anche altri biografi di Swift, però ora quel termine viene impiegato in maniera sistematica e con maggiore consapevolezza delle sue implicazioni per mettere a fuoco quella che Rossi dice l'unità razionale della personalità di Swift, quale si manifesta nella sua vita, nel comportamento, nei suoi comportamenti e nelle sue stesse opere. 2 anni dopo questo saggio, le 414 pagine del volume Swift or the Egotist non fanno altro che riprendere il ritratto di Swift, l'ha abbozzato, sviluppandolo in una compiuta biografia, che per la seconda volta, dopo il volume su Berkeley, Rossi si cimentasse col genere biografico non sorprende. L'opzione per tale genere discendeva anch'essa dalla prospettiva filosofica che egli andava allora elaborando, caratterizzata da una polemica antistoricistica e dunque anticrociana, che dai primi saggi degli anni '20 lo avrebbe accompagnato fino alla sua ultima opera, il conclusivo A Plea for Men, che è stato recentemente tradotto da Laura Orsi. Allo storicismo idealistico, accusato di dissolvere l'individuo nelle astrazioni di una impersonale storia dello spirito che nega, e cito, ogni autonomia al volere ed ogni umanità alla storia, Rossi contrapponeva una antropologia attenta alla concreta realtà degli individui che nella storia vivono e la storia fanno. Di tale antropologia, quello che lui chiamava il primo passo, è costituito precisamente dalla biografia, definita antropologia concreta e intesa come vero sapere filosofico, in quanto conoscenza piena, sono termini suoi, conoscenza piena di un uomo colto nella sua effettiva, individualizzata realtà storica di persona, non come trascendente e vaga umanità. Quindi non vita romanzata, non semplice accumulo di meri fatti disposti in ordine cronologico, bensì un'autentica biografia filosofica non può proporsi se non come ritratto di un carattere quale emerge retrospettivamente dalla totalità dei suoi atti e fatti interpretati eticamente, da un'angolatura etica. Rispetto alla precedente biografia di Berkeley, anch'essa frutto di una joint authorship con Hone, in questa, su Swift, l'impronta di Rossi è molto più marcata. E lo segnala, direi, l'implicito rinvio nel titolo al tema del carattere, che non era un tema di Hone, è un tema di Rossi, e lo conferma il frontespizio stesso del volume, no? Lo vedete, dove il nome di Rossi questa volta è anticipato a quello di Hone. Introdotto da una quarantina di pagine intese a definire il paradosso dell'egotista, pagine sicuramente scritte da Rossi, che sono poco più di una riformulazione del saggio di 2 anni prima, il volume ripercorre in maniera, devo dire, molto documentata e narrativamente anche efficace l'intera vita di Swift, applicando ad essa la griglia interpretativa proposta nel saggio sul carattere. Non è qui il caso di illustrare in dettaglio le varie applicazioni di tale griglia. Cioè il lettore che, giunto al termine dell'introduzione, o anche solo che si ricordi il saggio precedente,
intuisce, direi quasi preventivamente, l'uso che ne verrà fatto per spiegare la condotta di Swift in ogni situazione e circostanza della sua vita pubblica e privata. Ciò non significa che quella condotta avesse soltanto delle motivazioni egotistiche, ma certamente essa era sovradeterminata dalla particolare tipologia del carattere di Swift, ed è questa sovradeterminazione che a Rossi preme mettere in luce. Questa è la chiave della ricostruzione biografica che il libro offre. Una chiave che per la sua unilateralità non mancò di suscitare discussioni e, per la verità, più dissensi che consensi. Le recensioni non furono poche, perlomeno a livello della stampa, diciamo, generalista, cioè di quotidiani, periodici, non delle riviste scientifiche, diciamo così. Però non furono poche le recensioni, ma non furono tutte positive, non tutte, non sempre positive. E l'accoglienza da parte del pubblico, perlomeno a giudicare da una lettera inedita di Hone a Rossi, che si trova nell'archivio di Reggio Emilia, una lettera nella quale si fa cenno all'insoddisfazione dell'editore per le scarse vendite del libro. Ecco, l'accoglienza del pubblico, devo dire, fu abbastanza tiepida. Lo stesso Yeats, che già aveva manifestato qualche perplessità a proposito del saggio sul carattere, dicendo "It is not my Swift", dopo la pubblicazione del libro scrisse a Rossi, non nascondendogli le sue riserve. Io non accetto la vostra descrizione di Swift come di un egotista, e tuttavia quella descrizione vi ha condotto a certe verità di grande valore. Io penso piuttosto a lui, a Swift, come un solitario che non sentiva alcun bisogno di spiegare o di giustificare le sue verità, le sue convinzioni religiose, proprio perché era un solitario. D'altra parte, però, Yeats aggiungeva anche che, per esempio, le pagine dedicate nel libro ai viaggi di Gulliver, ne parlerò fra un momento, gli avevano per la prima volta fatto capire quel libro. Senza aggiungere nulla a quanto di fatto già si sapeva sulla vita di Swift, da questo punto di vista il libro non porta nuove cose, però il libro non manca di prendere posizioni in maniera, a mio avviso, equilibrata e quasi sempre convincente su tutte le principali cruces biografiche che dalla fine del Settecento in poi erano state e avrebbero continuato ad essere fino ad oggi oggetto di interminabili e molto spesso inconcludenti discussioni. Per esempio la conversione, diciamo così, di Swift da Whig a Tory, i suoi rapporti con Stella, quelli con Vanessa, la sua presunta follia degli ultimi anni. Due di tali cruces però sono particolarmente rilevanti e credo meritino qualche commento, se non altro per il modo in cui vengono affrontate. La prima riguarda la religiosità di Swift, la seconda la questione della sua controversa identità irlandese, un tema che oggi è al centro di dibattiti. Per ragioni di tempo e anche per non ripetere cose che ha detto un momento fa Massimo Bacigalupo, non mi soffermo sulla questione dell'identità irlandese di Swift, magari ne parlerò un po' nella versione scritta, ma qui sorvolo. Sostanzialmente Rossi e Hone, i due autori, diciamo, sottoscrivono la tesi di Yeats, che solo pochi anni prima aveva definito Swift il creatore della nazione politica irlandese. La domanda però è: quale nazione? Soltanto la nazione, quella della minoranza protestante a cui Yeats pensava, o anche quella della maggioranza cattolica? Che i due autori
e forse solo Rossi, non saprei dire, che i due autori comunque avessero qualche dubbio in proposito traspare dalla clausola limitativa che appongono alla tesi di Yeats. La concezione dell'Irlanda che aveva Swift è la concezione dell'Amleto senza il principe di Danimarca, dove il principe di Danimarca è ovviamente la popolazione cattolica. Per quanto riguarda invece la questione della religiosità di Swift, la cui trattazione credo si debba indiscutibilmente attribuire a Rossi, conviene fare un passo indietro. Nel breve saggio del 25, sul suo primo contributo su Swift che citavo all'inizio, Rossi aveva negato a Swift la qualifica di scrittore religioso, non solo perché nelle sue pagine sulla religione non ci sarebbe niente di teologicamente preciso e organico, ma soprattutto perché Swift avrebbe vissuto la religione in termini di mera politica ecclesiastica, finalizzata alla tutela degli interessi della Church of England e poi anche ai suoi propri interessi, cioè quella nomina a vescovo, se non in Inghilterra, perlomeno in Irlanda, che invece gli sfuggì sempre. Contagiato, dice Rossi, da uno spirito storicistico, e siamo sempre lì nella polemica antistoricistica, che induceva Swift a rappresentare i problemi religiosi nel tempo anziché nell'eternità, Swift, questa è la tesi del saggio del 25, aveva già maturato in sé, cito, l'assioma dell'illuminismo, quello più ripugnante di tutti a un animo veramente religioso e soprattutto allo spirito di un vero ministro della fede, quale evidentemente Swift non era nel 25 agli occhi di Rossi, cioè la riduzione dell'assoluto al contingente della religione a strumento per assicurare l'ordine sociale e politico, come dire uno Swift quasi voltairiano. Si tratta, è chiaro, di una valutazione che fa torto a Swift e che Rossi stesso dovette presto ritenere non solo inadeguata ma anche francamente ingiusta. Non la riprese infatti nel saggio del 32 sul carattere, ma la corresse radicalmente nel volume, nella biografia di 2 anni dopo. Nella biografia a Swift viene attribuita una netta distinzione tra fede in Dio e fedeltà a una chiesa, la prima essendo un fatto personale e privato, la seconda un fatto collettivo e pubblico. Circa quest'ultima, l'adesione di Swift ai principi e alla prassi della Chiesa anglicana fu adamantina, addirittura, dice Rossi, conformistica e meticoloso l'espletamento di tutti i doveri inerenti a un membro di essa, quale Swift era e quale voleva essere. D'altra parte Rossi riconosce ora a Swift una sincera e profonda religiosità, realtà interiore indiscutibile anche se misteriosa. La fede è per Swift qualcosa che non ha bisogno di alcuna argomentazione o dimostrazione teologica o filosofica, cose che rimasero sempre estranee, del tutto estranee a Swift, perché è la fede, un'assoluta evidenza razionale. L'assioma, dice Rossi, di una ragione che a differenza della ragione deistico-illuministica riconosce al di là di sé il mistero sottolineato di Dio. Un Dio trascendente e imperscrutabile, un Dio inintelligibile, beyond all human science and wisdom, un Dio radicalmente altro dall'essere umano, un Dio infinitamente lontano. Swift pensava a Dio come infinitamente distante da lui, velato e remoto e tuttavia potenzialmente presente attraverso la grazia. Se nel saggio del 25 Rossi aveva rimproverato a Swift di avere troppo odio nella sua anima per concepire la divinità altrimenti che come un corruscare di lampi o un battere di fulmini su una indistinta e oscura melma di uomini, 10 anni dopo è proprio questo, e cito, senso più che austero, disperato e affranto di un Dio rigido e vendicatore che Rossi rivaluta proponendo un'interpretazione della religiosità di Swift in chiave calvinistica nonostante l'esplicito e reiterato antipresbiterianesimo di Swift.
Ma appunto fede in Dio e fedeltà a una Chiesa sono cose diverse che possono convivere senza collimare. Non è questa la sede per discutere una simile interpretazione, il cui merito, comunque la si voglia giudicare testi alla mano, resta quello di avere rivendicato la religiosità di Swift nei confronti di quanti, da Voltaire a Prezzolini, lo avevano giudicato un finto uomo di chiesa, uno scettico, un ipocrita, addirittura un non cristiano. Voglio invece indicare quella che a me pare l'origine di questa interpretazione. Configurare la fede come l'esperienza di un'incolmabile distanza fra l'essere umano e Dio non è solo riecheggiare il Ganz Anderes di Rudolf Otto, qui citato esplicitamente, ma è soprattutto riecheggiare Karl Barth, il cui commento alla lettera ai Romani, che esce in seconda edizione interamente riscritta nel 22, aveva avuto una fortissima risonanza negli ambienti evangelici italiani. A quell'opera si era ispirato, per esempio, il neocalvinismo di una rivista come Conscientia, diretta da Giuseppe Gangale, rivista sulla quale fra il 25 e il 27 Rossi pubblicò diversi articoli, fra cui appunto quello su Swift, di cui ho appena detto. Allora però Rossi lo avrebbe ricordato 2 decenni dopo, nella prima pagina del volume nel quale raccolse i suoi saggi di argomento teologico, un volume del 46, allora le questioni religiose mi apparivano come cosa d'altri, oggetto di giudizio estrinseco, e ciò probabilmente spiega la sommaria liquidazione della religiosità di Swift nel saggio del 25. Quando invece una decina d'anni dopo, Rossi, e sono sempre sue parole, emerse a una religione nella quale il bartismo di Gangale e di Giovanni Miegge aveva lasciato un'impronta profonda, e cito Miegge perché sulla rivista da lui diretta Gioventù Cristiana Rossi pubblicò fra il 34 e il 39 alcuni saggi di argomento schiettamente teologico sulla morte, la predestinazione, la resurrezione, eccetera. Ecco che allora la religiosità di Swift poté essere recuperata in chiave appunto bartiana. Una chiave d'altra parte che a Rossi pareva assolutamente, sembrava sposarsi perfettamente con quella egotistica. L'egocentrismo di Swift non poteva infatti ammettere un Dio che lo attirasse a sé. Swift non poteva rinunciare a sé devolvendosi in Dio, non poteva lasciare che Dio lo assorbisse. Davanti a Dio Swift voleva rimanere lui, Jonathan Swift, e di conseguenza la teologia calvinista diventava quella che paradossalmente per Swift, che pure l'aveva presa satireggiata ferocemente nella figura di Jack in Taylor e Tapp, diventava quella più congeniale al suo carattere. Mi date ancora 5 minuti e concludo. Da quanto detto fin qui una cosa risulta evidente. Al centro di Swift, del libro, campeggia l'uomo Swift, non la sua opera. I primi a riconoscerlo sono gli autori stessi. Noi cerchiamo di guardare al di sotto dell'opera scritta di Swift e di capire il modo di funzionare della sua mente. Non esaminiamo un'opera d'arte, nemmeno aggiungono un'opera letteraria, nemmeno nel caso dell'opera più famosa di Swift, I viaggi di Gulliver. Dicendo questo, Rossi i due autori non si allontanavano dal tipo di approccio che aveva contrassegnato tutta la critica swiftiana dalla seconda metà del Settecento in poi. Una critica che aveva, come dire, assorbito l'opera nell'uomo e non di rado, specie durante l'età vittoriana, basti pensare alle pagine cattivissime di Thackeray, aveva impugnato l'opera per condannare l'uomo. Ma se da un lato questo tipo di approccio è un retaggio ottocentesco che rimane al di qua della svolta critica che a partire dalla seconda metà degli anni 30 rovesciò la prospettiva, anteponendo l'opera all'uomo e avviando, grazie a un imponente lavoro filologico, il testualismo della moderna critica swiftiana, è anche vero che
Ciò corrispondeva alle opzioni filosofiche di Rossi in favore del genere biografico, proponendosi anzi come una loro esemplificazione. Rossi lo dichiarò esplicitamente in una nota di un saggio del 35, primo saggio sull'uomo, scrivendo quello che vedete, no? Dicendo che il libro, la biografia di Swift, era stata meditata e voluta come riprova pratica delle dottrine antropologiche. Adesso non lo leggo, lo vedete lì, così risparmio due minuti. Aggiungendo che noi siamo essenzialmente, che forse proprio per queste ragioni si spiega la stranezza di quel libro denunciata da tanti critici inglesi e americani, ma noi siamo essenzialmente filosofi, eccetera, eccetera. Ecco, conturbante nel senso di disturbante, quel libro dovette senz'altro apparire alla scholarship swiftiana del tempo, che, come ho detto, non lo accolse con particolare favore. Ma forse perché prematuro quel libro, no? Prematuro. Perché prematuro? Forse perché la sua applicazione a Swift era stata solo parziale e aveva lasciato scoperta agli occhi stessi di Rossi la dimensione propriamente letteraria delle sue opere. Comunque sia, una cosa è certo, rispetto alla dimensione letteraria della produzione di Swift, il concetto di egotismo si rivela, riletto oggi, si rivela uno strumento interpretativo di scarsa efficacia e spesso fuorviante. E non mi riferisco tanto alla produzione poetica di Swift, che soltanto molti anni dopo sarebbe stata recuperata in tutta la sua originalità e la sua forza, ma mi riferisco alle due e più grandi e famose opere di Swift, il Tale of a Tub, il racconto della botte e i viaggi di Gulliver. A proposito di questi ultimi, ma il rilievo vale anche per il racconto della botte, ciò che oggi soprattutto non può non apparire un limite assai grave è l'annullamento di quella distanza fra autore e personaggio che è tipica della strategia satirica swiftiana e che va tenuta sempre presente se non si vuole equivocare sull'intenzione e il significato delle opere. Identificando invece Swift con Gulliver, Rossi, e dico Rossi perché sospetto che anche qui sia stato lui a dare la linea interpretativa, Rossi propone un'interpretazione dei viaggi come autobiografia simbolica che certamente è coerente con l'impianto del libro, ma è assai poco convincente. Agli occhi di Rossi, infatti, i viaggi sono una sorta di confessione, nel senso proprio religioso della parola, una confessione finalizzata non solo a rivelare l'io più intimo di Swift, ma a giustificare il suo stesso carattere, il suo egotismo, quindi niente meno che agli occhi di Dio. Il disgusto dell'umanità che cresce in Gulliver dal primo al quarto viaggio e che lo induce nell'ultima sequenza a respingere il contatto dei suoi simili per chiuderci, lo sappiamo tutti, nella stanza con i cavalli, disgusto che è quello stesso di Swift al tramonto della sua parabola di impegno politico e di frequentazioni sociali, non è forse, si chiede Rossi, non è forse un'offesa a Dio che l'essere umano ha creato? È lecito, si domanda Rossi, proprio nel saggio inedito sui viaggi, è lecito a un uomo nato da donna separare la propria responsabilità dal resto dell'umanità? Non abbiamo forse il dovere di amare il nostro prossimo, benché ripugnante, per amore di quel Dio che lo ha creato? Di qui, per Swift, che si proietta in Gulliver la necessità, e cito, di difendersi, di spiegare il ribrezzo e l'orrore che l'irredimibile malvagità degli esseri umani ha suscitato, ribrezzo e orrore che proprio come succede a Gulliver andarono accumulandosi nel corso della vita di Swift fino al punto di indurlo a chiamarsi fuori dal mondo, chiudendosi in una misantropia cupa e disperata. Ecco, in queste pagine finali
viene fuori il giudizio conclusivo di Rossi su Gulliver e su Swift, cioè sull'autore e sul protagonista dei viaggi di Gulliver. E in queste pagine finali non si può non percepire la voce di Rossi che prende posizione nei confronti del suo stesso maestro. Un maestro, e qui mi ricollego all'inizio e concludo davvero, un maestro nella cui vita di ambizioni frustrate, orgoglio, risentimento e sconsolata resa al destino, Rossi dovette quasi vedere una prefigurazione della propria vita e del proprio destino. L'esilio di Swift in Irlanda come il suo in Scozia, il rifiuto opposto dalla regina Anna e dai vertici della Chiesa d'Inghilterra a concedere a Swift quel vescovato a cui egli tanto teneva, come il rifiuto dell'Accademia Italiana, dell'Università Italiana, di accogliere lui Rossi tra le proprie file, il ripiego del decanato nella cattedrale di San Patrizio a Dublino come quello della cattedra di italiano, una materia di cui Rossi non si era mai prima occupato all'Università di Edimburgo. In una pagina dell'ultimo capitolo del libro, questa identificazione fra l'allievo e il maestro, fra Rossi e Swift, viene fuori allo scoperto quando Rossi paragona la vita di Swift in Irlanda a quella di chi, arrivando in una piccola città di provincia, si ritrova prigioniero di una società angusta e retriva che spegne in lui ogni spirito di iniziativa e lo condanna a una sorta di morte civile. E quando, sentendosi intrappolata, la vittima rompe il silenzio dando sfogo al proprio disagio, nessuno la capisce e tutti la giudicano una povera matta. Come matto, appunto, venne giudicato Swift negli ultimi anni della sua vita e ancora dopo la sua morte. Scrivendo questa pagina, Rossi non faceva altro che alludere alla sua esperienza di insegnante di liceo in cittadine di provincia come la Forlì degli anni 30 e affinché l'allusione venisse compresa anche da chi era all'oscuro della sua biografia, una nota, non so se aggiunta da lui stesso o aggiunta da Hone, si premurò di segnalarla e la nota è quella che vedete. L'amara esperienza personale del dottor Rossi di 9 anni passati in una piccola città conferisce particolare autorità a questo passo. Il titolo dell'ultimo capitolo del libro, The Rat in the Hole, ricalca le amare parole con cui Swift soleva dire che il suo destino sarebbe stato quello di morire in Irlanda rabbioso come un topo avvelenato in un buco. Rossi non morì a Edimburgo, ma credo ci siano pochi dubbi che nel corso di una vita di espatriato e quel che più di estraneo non solo al proprio paese, ma anche a quello che lo aveva accolto, come leggiamo in diverse pagine, in molte pagine amare e anche, devo dire, ingenerose della sua autobiografia, Rossi dovette spesso riconoscersi in quelle amare e in quelle profetiche parole che Swift aveva detto su di sé. Vi ringrazio per l'attenzione e chiedo scusa se ho sforato un po' i tempi. Ringrazio il professor Sertori e naturalmente, come abbiamo fatto in precedenza con il professor Bagicalupo, apriamo adesso un pochino le domande. C'è il professor Verdino e la dottor... Se la gente non lo vuole, io non lo do non facciamo complimenti. No, era solo questo, una curiosità. Quanto c'entra, quanto può avere avuto un'influenza, una consonanza sul tema appunto di questa interpretazione critica sul carattere, sulla personalità, un po' il percorso francese da Sainte-Beuve a Dubos, che anche in quegli anni recuperava questo tipo di figura. Non mi risulta che lui ne parli. Di quegli autori nel saggio sul carattere di Swift è là dove parla di carattere, ma siccome era uno che conosceva bene la cultura francese eccetera, non è affatto escluso che un'influenza ci fosse stata.
Del resto lui non scopre tutto mai nelle sue tavole. Per esempio, a proposito della religione, è citato Otto, ma non è mai citato Carlo. È un uomo dietro queste parti, quindi non è nessuno affatto che ci sono anche gli autori che non sono. Forse visto che ho rubato scusami. Un intervento. No, avevo alzato la mano prima. No. Allora, io volevo un attimo fermarmi sulla categoria, credo, psicologica di egotismo, cioè l'egotismo rispetto al solipsismo, che potrebbe esserne, diciamo, la traduzione in termini filosofici. Che rapporto vede tra l'egotismo, appunto, come carattere di Swift e il solipsismo, che poi, diciamo, è l'accusa tradizionale che viene fatta a Berkeley, alla filosofia di Berkeley, no? Per cui esisto solo io e poi in realtà Dio, perché che mi comunica tutto il resto e che è la garanzia dell'esistenza del mondo esterno e anche degli altri. Quindi voglio dire, c'è un rapporto tra l'egotismo di Swift, che sembra più appunto una categoria psicologica, più che altro, che serve a dare unità appunto a un carattere biografico, e il solipsismo di Berkeley, che è l'accusa tradizionalmente fatta appunto a questa filosofia che non ammette risposta e non produce convinzione, come dice Diderot, appunto, perché il solipsismo è inconfutabile, se non col famoso calcio, insomma, di Samuel Johnson, è inconfutabile, ma non può convincere nessuno davvero, insomma. Volevo capire se c'era tra queste due categorie, una forse più psicologica e una filosofica, qualche tipo di rapporto anche relativamente agli interessi di Rossi. Sì, domanda giusta. Intanto lui distingue egotismo da egoismo, perché sono questioni di connotazioni. Dice l'egoismo è proprio una volontà di accaparramento, è una cosa selfishness, è l'avaro che è egoista, eccetera. Invece l'egotista è uno egocentrico. Sicuramente c'è la componente solipsistica, però nell'egotismo c'è una maggiore assertività, una maggiore volontà di imporsi agli altri. Semmai il solipsista è uno che si chiude in sé, e semmai è Yeats che dice Swift era un solitario e quindi un solipsista. La categoria, il concetto di egotismo invece accentua l'elemento proprio dell'imporsi, l'imporsi su degli altri considerati come oggetti da manipolare. Il solipsista è uno che si chiude piuttosto in se stesso, cioè è una questione di sfumature e di accenti. Sì, esatto, se vuoi, certo. Se non ci sono altre domande, inviterei il professor Paolo D'Angelo. Grazie, professoressa Parigi, c'è questa domanda che avrei voluto fare anch'io. Era un qualcosa di questo discorso del solipsismo mi aveva... sì. Certo. Bene, grazie. Allora, il professor Paolo D'Angelo ci parlerà di Mario Manlio Rossi e l'estetica dell'empirismo inglese. Il professor D'Angelo è ordinario di estetica all'Università di Roma 3. Si è occupato di storia dell'estetica moderna, del rapporto tra estetica ed emozioni e di critica d'arte. Tra le sue ultime pubblicazioni l'estetica italiana del Novecento nel 2007, introduzione all'estetica analitica nel 2008, filosofia del paesaggio nel 2010, Ars est celare artem da Aristotele a Duchamp del 2014 e La tirannia delle emozioni del 2020 e 3 volumi di Attraverso la storia dell'estetica che sono usciti dal 2019 fino all'anno scorso al 2022 e ricordo il tema della sua relazione, Mario Manlio Rossi e l'estetica dell'empirismo inglese. Prego, professore. Bene, grazie a Giuseppe Serto e all'Accademia per l'invito e grazie al professor Bernardini per questa presentazione. Dunque, Mario Manlio Rossi pubblica nel 1944 una ampia antologia in 2 volumi dell'estetica dell'empirismo inglese
che fa precedere da una altrettanto ampia introduzione, che è oltre 100 pagine, che è in sostanza una piccola monografia. Ora, questo lavoro per un verso è perfettamente in linea con gli interessi di Mario Manlio Rossi, per un altro verso invece rappresenta in qualche misura un unicum. Che sia in linea con gli interessi di Rossi non c'è bisogno di argomentarlo per chi conosca Rossi, e anche è bastato seguire le due relazioni che mi hanno preceduto. La cultura di lingua inglese è stata per grandissima parte della vita intellettuale di Manlio Rossi il suo campo di studi. Dopo la fase giovanile in cui oscilla fra interessi un po' dispersivi, Campanella, Weber, Kant, eccetera, poi si concentra su argomenti relativi alla cultura di lingua inglese. Quindi nulla di strano che Rossi scelga di occuparsi della tradizione filosofica che maggiormente associamo che troviamo più caratteristicamente inglese, cioè l'empirismo. Mentre l'altro aspetto, l'angolazione dalla quale viene traguardata questa tradizione, è certamente molto meno scontato, perché è quello disciplinare dell'estetica. Perché meno scontata? Ma direi per due ragioni. Perché Rossi, abbiamo visto, ha avuto per tutta la vita interessi letterari. Da giovane aveva frequentato gli ambienti vociani, ci è stato ricordato, ha lavorato, come avete appena sentito, su Swift, e ha avuto una lunga amicizia con Yeats, come ci ha detto il professore Bacigalupo. Ma interesse vero e proprio per l'estetica non sembra averlo mostrato né prima né dopo questa antologia, e questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che l'estetica negli anni in cui Manlio Rossi scrive è più di ogni altro aspetto della filosofia il campo di studi in cui l'influsso di Croce è più pervasivo e più totalizzante. La pubblicazione della filosofia dell'arte di Gentile, che è avvenuta nel 1934, non aveva sostanzialmente intaccato il predominio crociano nel settore, però aveva certamente rinsaldato l'approccio idealistico alla materia, ragione per cui l'estetica era probabilmente il campo in cui era più difficile far valere punti di vista autonomi e nel quale era più arduo portare le vedute che potevano provenire dall'educazione sostanzialmente extra-idealistica di Rossi, che, come sapete, aveva studiato con De Sarlo e aveva avuto rapporti, ci è stato ricordato anche questo questa mattina, con il pragmatismo italiano, in particolare con Calderoni. Ora, da questa tensione tra un ambito familiarissimo all'autore e una disciplina invece relativamente poco frequentata e dominata da tendenze che sentiva estranee, nascono, mi pare, insieme i limiti evidenti del lavoro di Rossi, la sua visione fortemente pregiudicata e negativa del contributo dell'empirismo inglese all'estetica e i suoi pregi altrettanto notevoli. In primo luogo quello di offrire per la prima volta in Italia una ricca documentazione di autori fino allora poco frequentati e un primo viatico al loro approfondimento. L'estetica dell'empirismo inglese esce nel penultimo anno di guerra da Sansoni, e Sansoni era la casa editrice che Giovanni Gentile aveva acquistato nel 1932 e alla quale aveva impresso o tentato di imprimere la propria linea culturale. È un dato importante per capire molte delle cose che Rossi dice sull'estetica dell'empirismo inglese. Mai come in questo lavoro si mostra la volontà, se non di utilizzare il pensiero gentiliano, almeno di non contraddirlo apertamente e di riprenderne alcuni spunti. L'antologia infatti viene composta negli anni fiorentini di Rossi, quelli nei quali si sviluppò una vicinanza, bisogna dire non sul piano politico, ma su quello umano con Gentile. Tra l'altro questi anni sono proprio quelli che sono stati affrontati in uno specifico capitolo nel libro di Luciano Mecacci,
La ghirlanda fiorentina. Il libro, a mio parere, molto documentato ma anche molto tendenzioso, in cui tra l'altro si ricorda la famosa frase che Gentile avrebbe detto a Rossi qualche mese prima dell'attentato in cui venne ucciso e che Rossi citò nella recensione che scrisse nel 1950 all'ultima opera del filosofo, Genesi e struttura della società. La frase che Gentile avrebbe detto a Manlio Mario Rossi suona: ora ho completato la mia opera, i vostri amici ora possono uccidermi se vogliono, il mio lavoro è finito. Non voglio discutere il libro di Mecacci, che almeno ha avuto il merito di riportare attenzione sull'autore di cui discutiamo, ma anche perché stranamente, visto il taglio che Mecacci dà alla sua ricostruzione, non affronta mai il problema del rapporto di Rossi con la casa editrice di Gentile e non accenna mai agli studi che Rossi compie in questi anni, non nomina mai l'estetica dell'empirismo inglese. Altrettanto assente quest'opera è, e questo mi sembra ancora più singolare, nel volume che diversi anni fa Gianfranco Pedullà dedicò alla casa editrice fiorentina nel periodo gentiliano. Il libro si intitola Il mercato delle idee, Giovanni Gentile e la casa editrice Sansoni, ma di questo libro e di tutta la collana di cui fa parte non si fa parola e non si cita mai Manlio Rossi. La collana in cui viene pubblicato l'estetica dell'empirismo inglese merita però qualche considerazione. Si intitola Scrittori d'estetica e rappresenta evidentemente una prosecuzione di un'impresa che era partita sotto gli auspici dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, che era stato solennemente inaugurato da Giovanni Gentile nel 1932. E nella collana dell'Istituto Italiano di Studi Germanici erano usciti gli scritti di poesie di estetica di Wachenroder e gli scritti di estetica di Wilhelm von Humboldt. Queste scelte potevano considerarsi ancora pienamente integrabili nella visione della storia dell'estetica proposta da Croce, mentre invece nel caso della collana sansoniana tutto questo non vale più. Già l'attenzione per l'estetica dell'empirismo inglese, cercherò di evidenziarlo tra pochissimo, significa una decisa sortita dal canone crociano della storia dell'estetica e ancor più lo saranno i successivi volumi L'estetica e la poetica in Russia di Ettore Logatto e anche il libro curato da Giovanni Macchia sull'estetica di Baudelaire, se non altro perché almeno Gran Bretagna e Russia non erano certamente territori filosoficamente cari a Croce. Così tocchiamo il primo punto che a mio parere va sottolineato. Al di là dei suoi limiti, il lavoro di Mario Manlio Rossi aveva il pregio notevole di mettere in circolazione testi allora ben poco noti, per lo più non tradotti, e soprattutto di recuperare al disegno complessivo della storia dell'estetica un capitolo fino ad allora quasi totalmente trascurato. È noto che Croce fin da giovane aveva coltivato la passione, lo dice lui stesso, per il libro, se trovo tedesco di filosofia, e in generale il pensiero inglese non gli era mai stato congeniale. Questo si era riverberato sulla diffusione del pensiero britannico in Italia, anche molto al di là dell'estetica. È difficile, per esempio, negare la fondatezza di quanto ha affermato Eugenio Garin quando scrisse che l'empirismo e l'illuminismo rimasero per decenni ai margini della cultura filosofica italiana. La casa editrice La Terza, per la quale Croce era stato un nome tutelare, si aprì alla pubblicazione di autori inglesi sostanzialmente solo dopo la morte del filosofo, per iniziativa proprio di Garin e di Carlo Augusto Viano, parlo ovviamente dell'ambito filosofico. E ne fu protagonista, tra gli altri, proprio Manlio Mario Rossi, il cui saggio su Berkeley fu pubblicato nel 1955. In Italia, come dicevo,
nella prima metà del Novecento dire storia dell'estetica voleva dire Benedetto Croce, l'unico autore che si fosse occupato diffusamente del tema e che avesse dato una storia generale dell'estetica nella seconda parte della sua Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale del 1902. In quella storia al Settecento inglese non è dedicata una trattazione unitaria. Alcuni autori sono trattati nel capitolo quarto, che ha un titolo che non c'entra nulla con l'empirismo inglese, le estetiche nel cartesianesimo e nell'leibnizianismo. Si tratta in quel capitolo di Locke, Shaftesbury, Hutcheson e della scuola scozzese. Detto così potrebbe tuttavia sembrare abbastanza, ma in realtà si tratta di appena una pagina e mezza in cui di Locke si denuncia l'intellettualismo e si pregia soltanto la distinzione tra wit e giudizio. Di Shaftesbury si dice che innalza il gusto a un senso istinto del bello, e di Hutcheson che rese popolare il senso interno della bellezza. Altri autori trovano posto nel capitolo settimo, ma anche qui in modo molto cursorio e un po' disordinato. Si comincia con Batteux, che è un autore francese, e si trattano poi Hogarth, Burke e Home. Si citano solo di passata Hume, Gerhard e Ellison, e si passa poi subito agli olandesi Hemsterhuis e ai tedeschi Winkelmann. La teoria delle linee della bellezza di Hogarth è liquidata come una curiosità. Di Burke si ignora la teorizzazione del sublime e si riportano solo alcune frasi sul bello legato alla levigatezza e alla piccolezza. Entrambi sono presentati, cito, come classici del genere inconcludente. Va meglio a Henry Home, Lord Keynes, i cui element of criticism sono riassunti in modo relativamente più ampio e un po' meno svalutativo. Le cose non vanno meglio all'estetica inglese nel saggio più tardo di Croce, e importante per altri versi, Iniziazione all'estetica del Settecento del 1933. Anzi, in un certo senso vanno persino peggio, perché l'estetica inglese era lasciata del tutto ai margini del discorso crociano sull'evoluzione della disciplina e anzi veniva liquidata come estetica vulgaris. Rebus sixtantibus, appare perfino generoso il giudizio che Rossi dà del contributo storiografico di Croce nella nota bibliografica che accompagna la sua antologia, in cui parla di preziose notizie e più preziose analisi. In generale vedremo che Rossi assume non solo nei confronti di Gentile, come era da aspettarsi vista la sede editoriale, ma anche di Croce un atteggiamento decisamente deferente e estremamente rispettoso. Certo, se si passa dal merito implicito di essersi occupato di autori e tendenze fino ad allora poco considerati in Italia e non solo, al giudizio che Rossi dava dell'estetica dell'empirismo inglese, c'è francamente di che rimanere sconcertati. Raramente accade che chi si occupa di un autore o di un periodo accumuli tanti giudizi svalutativi proprio sull'oggetto che ha scelto. E invece le espressioni svalutative, negative, perfino liquidatorie che si possono leggere nell'introduzione all'estetica dell'empirismo inglese sono così tante che ne potrò citare solo una piccola parte, avvertendo però che ne potrei menzionare 3 volte tante. Rossi stesso se ne rendeva conto e quasi all'inizio del suo lavoro scrive, cito, sembrerà dominato dal desiderio di svalutare l'estetica che studio. Comunque comincio a dare qualche esempio. L'estetica empiristica non è mai uscita dallo stadio larvale, sono tutte citazioni letterali. Leggendo i suoi autori si prova un senso spiacevole di disorientamento. L'estetica dell'empirismo non è arrivata da nessuna parte, porta allo sfasciamento del fenomeno estetico, un'espressione un po' goffa che vuol dire che non riesce a tenere insieme filosofia dell'arte e filosofia del bello o del bello naturale. L'estetica empiristica resta immobile, chiusa in un cerchio fatato, non riesce a uscire dal vicolo cieco dell'edonismo, non riceve influenza dallo sviluppo scientifico, riduce il problema estetico a problema psicologico, è incapace di dar conto dell'universalità del bello. Se passiamo ai singoli autori, non va molto meglio. Nelle fonti dell'estetica empiristica, la categoria in cui Rossi parla di Bacone e Hobbes sostanzialmente, non v'è assolutamente nulla che non sia stato detto dai teorici dell'antichità classica.
Bacone non scopre nulla di nuovo, Edison resta sempre alla superficie, inesperto filosofo lascia emergere le tare che una considerazione empiristica e ingenua pone all'indagine estetica. Hutcheson è uno spirito terra-terra, limitato. L'estetica di Hume è interessante solo perché è di Hume. La scuola scozzese è triviale e pedistica. L'estetica empiristica, insomma, questa non è più una citazione letterale, impermeabile alla rivoluzione romantica, trapassa in quella positivistica ed evoluzionistica a riprova definitiva della sua limitatezza. È interessante chiedersi quale criterio assiologico regga questa svalutazione. Direi che il motivo essenziale è il fatto che Croce mutua da Croce e Gentile l'idea dell'estetica come attività, come produttività, come creatività, e a questa idea contrappone un empirismo legato, direi quasi per definizione, al fatto, al dato, alla impressione sensibile come punto di partenza. Per Croce, è una frase famosa proprio agli esordi dell'estetica del 1902, lo spirito non intuisce se non facendo, formando, esprimendo, ovvero alla base dell'estetica c'è l'elaborazione creativa del dato sensoriale al fine di trasformarlo in produzione e quindi in espressione. Per Gentile, notoriamente, l'unica realtà è l'attività dell'io, rispetto alla quale tutto ciò che può essere isolato come dato sensibile è un passato, un precipitato, un residuo, un post e non un prius. È facile, ma al tempo stesso abbastanza sorprendente per chi conosca Rossi, le altre opere di Rossi, vedere come il linguaggio di Rossi riprende proprio questo sistema di valori nel saggio sull'empirismo e in qualche tratto si spinge quasi a mimare il linguaggio gentiliano. L'estetica empiristica, qui di nuovo prendo a citare letteralmente, è segnata dalla eliminazione dell'elemento creativo. L'empirismo presuppone la natura come data di fronte all'oggetto, anziché come una produzione del soggetto. La fantasia, che dovrebbe essere il fulcro dell'indagine estetica, ne diventa il limite perché la fantasia è solo associativa per gli empiristi e non è mai creativa. L'anima non è più spirito, attività creativa. L'empirismo svuota la memoria di ogni aspetto attivo e persino chi ammette idee innate come Shakespeare lo fa senza implicare attività spirituale. Il punto è che il metodo empiristico è applicabile solo se si presuppongono dei dati preesistenti e indipendenti dall'elaborazione che ne fa la nostra mente. Agli occhi di Rossi, se gli empiristi riuscissero a liberarsi di questa zavorra, scoprirebbero, e qui bisogna fare attenzione scusate, ho fatto un pasticcio con i testi. E qui bisogna fare attenzione all'apparizione della parola atto, che è, come sapete, un po' lo scivolé della critica gentiliana. Cito da Mario Rossi, che il bello non sembra più reazione soggettiva di fronte a dati empirici, non proviene più dal ricordo o dall'associazione, ma dall'atto stesso per cui ricordiamo associando. Persino negli aspetti meno dipendenti da questo desiderio di non apparire lontano dai presupposti dell'attualismo e in generale dell'idealismo, la ricerca di Rossi può sembrarci comunque appesantita da assunzioni fortemente condizionanti. In primo luogo, la scelta fieramente rivendicata come caratterizzante da Rossi, quella di parlare di estetica dell'empirismo inglese, anziché genericamente di estetica inglese o britannica, gli crea evidentemente problemi quando ha a che fare con pensatori che fortemente resistono all'assimilazione all'empirismo. Sto pensando evidentemente a Shakespeare, quello che Andrea Gatti, che ha studiato qualche anno fa, quest'autore chiama il gentile Platone di Europa nel titolo del suo libro. Per recuperarlo a pieno titolo all'empirismo, Rossi deve mettere in atto una strategia su più fronti che intanto però viene avviata ridimensionando l'originalità del pensatore che non inizia una nuova tradizione, rappresenta un fenomeno isolato e la limitatezza dei suoi risultati. Come si apprenda il bello, cito, Shakespeare non lo dice, che cosa sia nemmeno. Inoltre i rapporti con Herbert of Cherbury
e con la scuola platonica di Cambridge devono essere minimizzati. Herbert non ha rapporti con la scuola di Cambridge e Shakespeare neppure. Se anche ne avesse, ciò non avrebbe conseguenza per l'estetica, dato che i platonici di Cambridge non avevano alcun interesse per l'estetica. Sto seguendo il filo del ragionamento di Rossi. Che la teoria di Shakespeare prenda forma in contrapposizione a quella di Locke non prova nulla, dato che tale contrapposizione immerge nuovamente Shakespeare nei presupposti psicologici dell'empirismo. Più interessante appare il ridimensionamento del platonismo di Shakespeare operato ritrovando in lui forti eredità stoiche. Interessato fondamentalmente alla morale e non all'estetica, secondo Mario Magliorossi, Shakespeare trova i suoi fondamenti teorici nello stoicismo e soprattutto nello stoicismo romano tardo, quello di Epitteto e di Marco Aurelio. La ragione di questa sottolineatura è evidente: gli elementi platonici presenti indubitabilmente in Shakespeare vengono spiegati con la presenza nel tardo stoicismo romano di elementi eclettici talora prossimi al neoplatonismo, ma la vera fonte di Shakespeare, secondo Rossi, è Epitteto e addirittura il suo stile è la traduzione inglese dello stile di Epitteto. Bisogna dire che che in altri casi l'atteggiamento di Rossi si rivela più congeniale e meno prevenuto. È interessante, ad esempio, lo spazio che concede a quelle che chiama le fonti dell'empirismo inglese che avevo citato in precedenza. Particolarmente rilevante è il ruolo riconosciuto a Hobbes, anche specificamente rispetto alla teoria del wit, con la traduzione di brani non solo da Leviatano, ma anche dalla risposta ad Avenant, del quale ultimo Rossi traduceva anche la prefazione al Gondibert. In questa sezione Rossi traduceva anche la lettera di William Temple sulla poesia e pagine di John Dennis, del quale coglieva la novità, anche se non riusciva a tematizzarla se non come anticipazione di temi romantici. Locke è forse l'autore che viene meno valorizzato da Rossi, sia perché la sua teoria del wit viene considerata inferiore a quella di Hobbes, sia soprattutto perché proprio a Locke viene fatta risalire quello che per Rossi, come ho cercato di far vedere, è una sorta di peccato originale dell'empirismo. Dopo Locke, scrive Rossi, non si potrà più partire dalla attività dello spirito, si dovrà partire da ciò che è dato allo spirito. Le cose vanno meglio con Addison, che, se come ho detto prima viene considerato superficiale, ha almeno il pregio di affrontare il problema estetico da lati diversi: l'argutezza, il gusto, l'immaginazione, il sublime. La circolazione dello inglese, dello pseudo longino nel pensiero a cavallo tra 6 e 700 è, per esempio, un fenomeno di cui Rossi in qualche modo scorge l'importanza. Anche nei confronti di Hutcheson, con le limitazioni già viste, Rossi non è troppo severo, riconoscendogli la capacità di ricondurre una ricerca, cito, sobria e precisa. Severo è invece Rossi nei confronti di Hume, la cui estetica viene ridotta ad una semplice appendice alla teoria delle emozioni, mentre la risposta al problema dello standard of taste viene considerata viziata dall'eccesso di classicismo che caratterizza il filosofo scozzese in materia di arte. Ho ancora un po' di tempo? Sì, no? Ecco, allora, se consideriamo globalmente il percorso tracciato da Rossi, emergono due altri tratti interessanti. La sua antologia ha certamente il pregio di rendere evidente i rapporti fra i pensatori, i punti di contatto e quelli di divergenza. Rossi sottolinea infatti come la storia da lui delineata tracci nettamente una linea di derivazione da un pensatore all'altro, anche se si affretta a precisare che si tratta di derivazione e non di sviluppo. Ricostruita nella sua genealogia interna, l'estetica empiristica, o se si vuole l'estetica inglese, riacquista il suo ruolo complessivo nella storia dell'estetica moderna, della quale costituisce il vero avvio, proprio per quel suo carattere di raccolta di temi, problemi, dati dell'esperienza estetica, l'immaginazione, il gusto, il wit, il bello, il sublime. Nonostante la sua svalutazione, è abbastanza evidente
che Rossi vede l'estetica successiva, a partire da Kant, costruire sulla mole di dati e di osservazioni fornita dall'estetica empiristica inglese. È da lì che parte per Rossi l'estetica moderna e non, sembra dirci implicitamente, dalla linea Cartesio-Leibniz-Baumgarten e men che meno da Vico, che Croce considerava, proprio in alternativa a Baumgarten, il primo scopritore della scienza estetica. Da questo punto di vista, la genealogia tracciata da Rossi cessa di apparire la storia di traviamenti ed errori e recupera invece una sua positività. Non solo, essa sembra molto meno distante da ricostruzioni contemporanee dell'estetica inglese del Settecento, almeno in ambito anglofono. Mi riferisco a studi abbastanza recenti, il cui filo conduttore è proprio il riconoscimento della funzione dell'estetica inglese alla radice dell'estetica moderna. Penso al libro abbastanza modesto per la verità, di George Dickey, The Century of Taste, a quello assai migliore di Peter Kivy del 2003, The Seventh Sense, Francis Hutcheson and 18th Century British Aesthetics, centrato sulla nozione di bellezza. Ma forse il complimento migliore che si può fare all'antologia di Rossi è mettere a riscontro la sua scelta degli autori antologizzati con quella degli autori che Paul Gaillet, in una sua recente History of Modern Aesthetics, veramente molto ampia, sono 3 volumi, ognuno di gran mole, ritiene degni di trattazione nel primo volume dedicato all'estetica del Settecento. Ci troviamo Shaftesbury, Edison, Hutcheson, Harris, Hume, Hogarth, Burke, Gerard, Ellison, Stewart, Keynes, Reynolds, Reid. Se si escludono 2 minori come Beattie e Tarbell, praticamente non c'è nessun autore che Rossi non abbia toccato nella sua introduzione. Come ovvio, si tratta solo di un riscontro. Il suo carattere di antologia e di antologia in italiano ha precluso prevedibilmente l'influsso del lavoro di Rossi sulla storiografia estetica in lingua inglese. Ma questa nostra disamina dell'estetica dell'empirismo inglese non sarebbe completa se non accennassimo almeno al ruolo che essa ha giocato invece negli studi successivi su questo argomento nella nostra lingua. Qui il lavoro di Rossi, che giudicato in vacuo, cioè al di là della sua situazione storica, rischia di apparirci un lavoro troppo viziato da pregiudizi, mostra invece una funzione altamente positiva, dovuta al fatto che si è trattato del primo contributo che ha fatto conoscere davvero nei testi autori che in estetica non avevano ricevuto attenzione, o ne avevano ricevuta di molto limitata, e soprattutto a fornire le coordinate storiche per capirli. Se non tenessimo conto di questo, rischieremmo di non comprendere l'impulso che l'antologia di Rossi ha dato agli studi sull'estetica inglese e i numerosi riconoscimenti che essa ha ricevuto da studiosi di diverso orientamento. Indicativa a questo riguardo è l'opinione di Luciano Anceschi, che nei suoi studi sull'estetica dell'empirismo inglese, poi confluiti nel volume Da Bacone a Kant, è prodigo di riconoscimenti. Potrei fare una lunga citazione, ma mi limito a questa. In un certo senso si può dire che gli studi qui raccolti non sono altro che una recensione continua, prolungata e non ancora conclusa al libro, all'antologia di Mario Manlio Rossi. L'incontro con il tema come campo specifico di una ricerca particolare cominciò ai tempi di studi filosofici, quando Banfi mi chiese di recensire per la rivista l'antologia di Mario Manlio Rossi, l'estetica dell'empirismo inglese. Poi Anceschi dice che allora non riuscì a scrivere questa recensione, ma dalla lettura del libro trasse lo stimolo a occuparsi di questo, degli autori di cui parlava Mario Manlio Rossi, e racconta insomma di essere riuscita a percepire al di sotto del tono genericamente svalutativo come dire, gli elementi di interesse che si celavano nel pensiero di questi autori. Il libro di Lia Formigari, L'estetica del gusto nel Settecento inglese, del 62, non cita mai Manlio Rossi, anche se dà moltissimo spazio a Shaftesbury. Vittorio Enze Alfieri, nel capitolo sul saggio
nel capitolo sull'estetica del Settecento, contenuto in quell'ampia opera a più mani, momenti e problemi di storia dell'estetica, pubblicata nel 59 da Marzorati, riprende sostanzialmente il giudizio di Rossi sull'estetica dell'empirismo inglese, alla quale dedica poco più di un paragrafo. Però bisogna dire che Vittorio Enzi Alfieri non era uno specialista di estetica e non era neppure uno specialista di empirismo, era sostanzialmente uno storico della filosofia vicino alle prospettive crociane. Mentre è molto più indicativo il ruolo che viene riconosciuto a Rossi da Guido Morpurgo Tagliabue nei suoi saggi sull'estetica del gusto nel Settecento inglese, ristampati insieme a quelli dedicati all'estetica italiana dello stesso periodo nel volume a cura di Luigi Russo e Giuseppe Sertoli, Il gusto nell'estetica del Settecento. È stato osservato che Morpurgo, al quale va pure il merito di aver riscattato l'estetica inglese dal ruolo marginale, ancillare, in cui l'aveva relegata la storiografia neidealistica, rimane per più aspetti tributario dell'antologia di Rossi, che continua ad essere, è un giudizio di Giuseppe Sertoli, il suo, cito, libro di testo. Gli autori di cui Morpurgo Tagliabue si occupa, anche questa è un'osservazione di Sertoli, sono precisamente quelli del canone di Rossi. In primo piano Addison, Hume e Burke, in secondo piano Shaftesbury e addirittura dietro le quinte Hutcheson. Come per Rossi, anche per Morpurgo Tagliabue, Burke è il punto di arrivo dopo il quale la mano passa a Kant. Tanto che Sertoli può concludere, rimane il fatto che il cast of characters stilato da Rossi non cambia in Morpurgo Tagliabue. Possono cambiare le parti recitate dai singoli protagonisti, è il caso per esempio di Hume, ma non i protagonisti stessi. D'altra parte però va anche riconosciuto che pur nel suo taglio oggi superato, l'antologia di Rossi forniva a Morpurgo Tagliabue un ingente materiale che egli sfrutta assai meglio di quanto avevano fatto coloro che prima di lui si erano occupati dello stesso argomento. Fine della citazione. Ma perfino chi, occupandosi estesamente dell'autore che meno rientra nel quadro empiristico e che più evidentemente è rimasto vittima delle forzature di Rossi, cioè sto parlando ovviamente di Shaftesbury e dello studioso che in Italia più se ne è occupato negli ultimi anni, Andrea Gatti, non disconosce alla fine i meriti dell'antologia di Rossi, pur avvertendone appieno i limiti e i debiti pagati allo spirito del tempo. Cito, si usa definire empiristica l'estetica dell'empirismo inglese, anche per influsso della fortunata antologia curata nel 1944 da Manlio Mario Rossi, seguita a 14 anni di distanza da un volume non meno significativo di Luciano Anceschi, Studi sull'estetica dell'empirismo inglese, che procedeva dall'opera di Rossi e a questa alludeva fin dal titolo, confermandone l'assunto decisamente empiristico. Entrambi gli studiosi ebbero il merito di richiamare l'attenzione su testi e motivi fino a quel momento non troppo diffusi in Italia, e l'interpretazione che essi ne han dato esercita ancora oggi un'indiscussa autorità. Ma una così gran fortuna di temi ed esegesi ha nel contempo imposto una definizione, quella appunto di estetica dell'empirismo, che oltre ad essere un apax per lo più tutto italiano, preso in un'accezione rigorosa, appare fuorviante. Questo è il giudizio di Andrea Gatti nel suo studio su Shaftesbury. Ma questi giudizi, e tanto più in quanto provengono da studiosi che non condividono e non possono condividere la prospettiva di Rossi e di fatto si distanziano notevolmente dai giudizi sui singoli autori che troviamo nell'estetica dell'empirismo inglese, mi sembrano confermare la tesi che ho voluto sostenere in questo intervento e che potrei condensare così. L'angolatura tutt'altro che simpatetica dalla quale Rossi ha guardato i suoi autori non gli ha impedito di esercitare un buon ufficio storiografico e di fare un'opera certamente utile. Anche perché, ma qui credo che si aprirebbe un altro discorso, sotto la dura scorza delle critiche e delle incomprensioni si intravede nelle parole di Rossi un interesse e, perché no, perfino una congenialità con gli autori inglesi che, se gli era vietata dai presupposti filosofici che intendeva far valere, era però certamente congruente con le predilezioni culturali di una vita intera. Grazie.
Grazie al professor D'Angelo per questa veramente esauriente rilettura del testo del 44, che pone tanti problemi. Avrei una quantità di domande che però in quanto chair della sessione non porrò, lasciando al pubblico naturalmente la possibilità di intervenire, ma io credo che ci fosse una commissione precisa da parte di Gentile, ci fosse proprio un'opera su... Io leggendo che la vedo come un'opera su commissione, di cui all'inizio lui non si è appassionato molto, e poi come lei ha mostrato benissimo, in realtà riesce lo stesso ad appassionarsi, a dire qualche cosa di interessante che poi riprende Anceschi. Ma l'impressione è proprio che fosse qualcosa che gli avesse commissionato Gentile per aiutarlo finalmente a inserirsi poi, anche se sono anni in cui non si poteva vedere pienamente pianificare nel 44 una carriera accademica, vista la situazione in cui si trovava l'Italia. Però siccome Rossi si lamentava spesso con Gentile di avere una posizione accademica, e poi sono d'accordo anche sulle critiche al libro di Mecacci, che è un libro importantissimo, allo stesso tempo ha questi momenti in cui forse è un po' troppo ideologico per certi aspetti, e però è quello che ha aperto, devo dire, che poi al di là del discorso della rotta che mi ha fatto tornare a Rossi, ma poi è stata questa ghirlanda fiorentina che ha riportato poi potentemente, anche perché è un libro che ha avuto molto successo, è stato molto discusso, diciamo, riflettere sulla figura di Rossi. Quindi lascio al pubblico, ovviamente, se sono domande. Se posso aggiungere una cosa, io credo che i rapporti con Gentile e con la casa editrice in effetti andrebbero indagati meglio, perché per esempio nell'autobiografia Mario Magliorossi dice le cose abbastanza strane sulla casa editrice, perché dice che l'unico persona retta della famiglia Gentile era Fortunato Gentile, che tra l'altro muore pochi mesi dopo il padre, era malato, eccetera. Poi accusa invece Federico Gentile di non di avergli tenuto fermo per anni le altre opere. Però certamente i rapporti con Gentile dovettero essere piuttosto intensi, e credo veramente che la genesi dell'opera faccia proprio pensare a un'opera su commissione. Sì, non sembra, anche perché non era nelle corde di Rossi come interessi, si sarebbe occupato di altro probabilmente. Quindi certamente c'è questo, e certamente i rapporti sono stati abbastanza intensi in quel periodo, perché se no non si spiega anche poi la recensione a Genesi e strutture della società che Mario Magliorossi fa a diversi anni di distanza, e in cui cita quella frase così significativa, insomma, che poi su cui Mecacci ha molto, come dire, ha molto ricamato, no? Sugli amici di Mario Magliorossi. Bene, se il pubblico ha domande... Sì, prego. Professor Pistarino, no, vabbè, tu sei rispondere pure io, perché sono Gabriella Bartalucci. Niente, prima hai detto, via, ci siamo del tu, tanto. Hai parlato appunto di questo, sempre prodigarsi di Rossi a favore dello stoicismo. Parla sempre dello stoicismo piuttosto che del platonismo. Siccome questo c'è anche in Herbert di Cherbury, cioè, a che cosa potrebbe essere imputato in quel caso lì specifico degli autori che hai? Ma guarda, secondo me, io la vedo in modo molto lineare, cioè il problema di Mario Magliorossi è recuperare Shrewsbury alla linea all'empirismo sostanzialmente, altrimenti dovrebbe cambiare il titolo all'antologia o non ci dovrebbe mettere Shrewsbury. Quindi deve limitare fortemente gli elementi platonici di Shrewsbury e per farlo cerca di accentuare gli elementi che gli derivano dalla tradizione stoica. Peraltro, voglio dire, senza forzare troppo, nel senso che questa tradizione, come tu giustamente sottolinei, è presente. No, ma lui, Rossi, ha detto pure che Herbert leggeva il Corpus Hermeticum perché ci trovava temi dello stoicismo. Sì, sì, ma per cui indubbiamente, voglio dire, indubbiamente il dato storico e filologico è corretto, cioè che ci fosse una conoscenza di autori dello stoicismo, non solo in Shrewsbury, ma anche in altri autori del Settecento inglese e anche del Seicento, è indubbio. Quello che è un po' forzato è usare questa derivazione stoica per minimizzare
la derivazione platonica, che francamente Meno è un male. po' forte. Così quando lo dirò. È un po' forte, però è chiaramente la strategia che mette in atto. Perché? Perché deve per forza far rientrare Shakespeare nei quadri dell'empirismo e questo ovviamente gli comporta qualche forzatura. Penso che l'insistenza su questi temi derivi proprio da questa necessità che ha nella sua Ti ringrazio. interpretazione di Shakespeare. Grazie a te. Silvia Parigi, una piccola curiosità, insomma una sottolineatura. L'importanza di queste antologie che Rossi pubblica nei primi anni 40, perché quella su Swift è del 42, poi c'è questa del 44, che hanno insomma una diffusione, e questo è importante a livello proprio di divulgazione. Insomma, mi ha colpito che per esempio Calvino scrive proprio che grazie a Rossi, all'antologia di Swift, lui ha conosciuto Swift. Quindi voglio dire, in quegli anni insomma era importante pubblicare antologie di autori poco conosciuti in Italia, insomma, e questo anche al di là insomma del valore accademico delle opere, per un pubblico anche più largo, anche di letterati, come appunto nel caso di Calvino, che scrive questo nel 1980 recensendo il Regno Segreto, l'edizione per Adelphi del Regno Segreto di Kirk. Sì, ma sai, io credo che a noi che viviamo in una cultura fortemente permeata di conoscenza della lingua inglese e della cultura anglo-americana è difficile immaginare, per esempio, negli studi filosofici la filosofia inglese era molto poco presente negli anni in cui Mario Rossi si forma, e c'erano delle traduzioni classici, certamente nei classici della filosofia moderna c'era Berkeley, c'era Hume, c'era Locke, indubbiamente, però era un lavoro, perché l'antologia? Perché erano autori che non c'erano in traduzione, non erano letti, insomma, il fatto stesso che Croce, che era, insomma, nella storia dell'estetica cita una quantità di autori letti di prima mano. Beh, io su questi inglesi non sono del tutto sicuro che fosse una conoscenza di prima mano, mentre ovviamente per altre tradizioni era certamente una conoscenza diretta, almeno per alcuni di questi autori non era forse nemmeno una conoscenza diretta. Quindi è un lavoro importante da questo punto di vista. L'osservazione che Calvino fa a proposito dell'antologia su Swift è in parallelo all'osservazione che fa Anceschi rispetto all'antologia degli scritti di estetica empiristica, cioè erano degli strumenti di conoscenza che per l'epoca avevano una funzione importante, anche per un pubblico più largo, ma pensiamo anche semplicemente agli studenti, voglio dire, anche ancora, voglio dire, sono anni in cui la conoscenza della lingua inglese non è così diffusa fra gli studenti universitari, quindi la possibilità di leggere questi testi in traduzione è importante, è indubbiamente importante. No, io credo che questa sia stata proprio una funzione fortemente positiva dell'attività di Rossi nell'ambito della cultura, almeno della cultura filosofica italiana, ma sicuramente, come ci ha detto Giuseppe Sertoli, anche nel campo della conoscenza di Swift e di altri autori inglesi. No, ho trovato molto giusto quello che tu hai detto sulle assonanze, come dire, gentiliane del pensiero estetico, diciamo così, di Rossi, perché effettivamente il capitolo Rossi Gentile è un capitolo interamente da riscrivere. Basta ricordare che uno dei primi libri di Rossi, adesso non mi ricordo, forse Paolo si ricorda la data esatta, per una concezione attivistica della filosofia, è un libro tutto giocato su un dialogo, ecco, degli anni '20, scritto proprio in un dialogo continuo, implicito e esplicito con Gentile, l'idea dell'attivismo proprio come l'attività dello spirito, l'atto dello spirito che crea. Lì veramente
non mi risulta che sia stato scritto finora nulla, che non sia stato studiato questo rapporto Rossi-Gentile. È molto più importante Gentile che non Croce rispetto per Rossi. Non c'è dubbio, intanto è importante, certamente nella biografia di Rossi non c'è una vicinanza a Croce. Non c'è una vicinanza a Croce, e anche questi riconoscimenti che tributa a Croce storiografo sembrano molto di maniera, insomma, sembrano proprio atti dovuti, non sembrano particolarmente sentiti, mentre invece questa consonanza con Gentile indubbiamente è più intima, è più sentita, e tra l'altro insomma a Firenze Gentile aveva una presenza notevole in questi anni. Quello che mi stupisce è che sia così minimizzato il rapporto con Gentile nella biografia, nelle memorie di un estraneo, perché nelle memorie di un estraneo c'è quella frase su Fortunato Gentile, c'è la critica a Federico Gentile, ma di Gentile e Maior non si dice nulla, il che è strano. In questo bisogna dire che effettivamente Mecacci ha avuto il merito di segnalare che lì c'è proprio una stagione culturale, c'è un incontro probabilmente più forte. Questa affinità da dove viene? Ma io penso che forse diciamo le origini di Mario Maglio Rossi filosoficamente sono estranee all'idealismo, no? Perché si forma in un ambiente non idealistico, però attraverso il pragmatismo probabilmente una concezione attivistica lo può attirare, e poi Gentile nell'università italiana per gli studi filosofici contava molto, e contava molto più di Croce dal punto di vista universitario, quindi non è strano che Rossi si orientasse in questa direzione, in parte, ripeto, per un'affinità intrinseca al proprio pensiero, in parte anche, forse non c'è niente di male a riconoscerlo, per questioni di opportunità accademica, insomma. No, infatti mi pare che forse anche alla morte di Gentile possa essere anche imputata poi la sua sfortuna accademica, perché forse Gentile avrebbe avuto le spalle robuste per aiutare un giovane filosofo italiano, immagino. Volevo solo una curiosità: quali sono i limiti in breve di Mecacci, cioè qual è la forzatura che un po' rende problematico questo contributo così in fondo importante, no? Ampio, vincente, perché poi è un po' un giallo che lui racconta, ma anche una storia culturale affascinante. Se vuoi brevemente illuminarci. No, io posso dire quali aspetti ho trovato limitati. Secondo me ci sono dei limiti proprio nella ricostruzione complessiva, come dicevo, dei rapporti con Gentile, di Mario Maglio Rossi, che vengono, diciamo così, molto sottolineati dal punto di vista politico, però dal punto di vista più strettamente intellettuale non si dice quasi nulla, e per esempio non si dice nulla dell'attività della casa editrice. A me quello che ha un po' urtato nel libro di Mecacci è che c'è un po' come dire, una specie di spostamento dei valori, per cui come dire, i limiti, le dissimulazioni, anche le ipocrisie di coloro che erano sul fronte opposto a Gentile, diventano nel libro di Mecacci paradossalmente più gravi di quelle dei sostenitori di Gentile, per cui sembra che alla fine Garen, Banfi, eccetera, fossero peggio di Barnauchini e degli altri dell'entourage intellettuale fiorentino di quegli anni. Ecco, questo mi è sembrato parecchio tendenzioso, e anche alcune cose, secondo me, che uno storico coscienzioso non deve fare è andare al di là delle cose provate per suffragare delle ipotesi. Per esempio, ipotizza un coinvolgimento di Banfi nella uccisione di Gentile, che francamente a me sembra del tutto esterno ai documenti, e insomma è una cosa pesante, voglio dire. Questo secondo me uno storico non lo deve mai fare, non deve mai lanciare un'ipotesi come se fosse qualcosa di suffragata da qualche prova empirica. È un sentito dire, e c'è
e questo probabilmente avrebbe fatto molto piacere a Mario Rossi. Per esempio c'è un'immagine complessiva di Eugenio Garen fortemente svalutativa, no? Molto, molto, anche lì molto pesante. Voglio dire, insomma, Giovanni Spadolini, quando viene ucciso Gentile, scrive delle cose, come dire, abbastanza pesanti dal nostro punto di vista, ma bisogna anche considerare quali sono i tempi. Ora, Garen probabilmente sì, si barcamenava un po' in quel momento storico. Ecco, io trovo questo, mi pare che sia un lavoro in cui c'è molto, viene fuori un quadro molto negativo dell'ambiente intellettuale fiorentino antifascista, e paradossalmente, anche se Mecacci non vuole fare questo, però paradossalmente sembra che l'ambiente fascista fosse tutto sommato più, come dire, almeno umanamente più nobile, ma questo io non so quanto sia documentabile. Ecco, questo è un po' il rimprovero che faccio a quel testo. Sì. C'è una domanda? Allora cominciamo con... Sì, Laura Orsi. Sì, buongiorno. Non so se mi sentite. La sentiamo molto piano. Sì, proverò, vediamo se mai lo scrivo. Io Ecco. riesco a sentirla, però il pubblico no. Questa non è una bella notizia. Ancora non sentite? Sì, io la sento e la sala non la può sentire, quindi magari Ecco. poi io riformulo Sì. la... Sì, ecco, pensavo, certe cose magari sono spiacevoli, però bisogna prenderne atto, diciamo, di certe testimonianze. Sembrerebbe strano magari che Federico Gentile non avesse tenuto fermo il testo, dato che veramente ci sono i foglietti scritti, insomma, anche alla Biblioteca Panizzi. Quest'opera era stata addirittura proprio richiesta, anche la storia d'Inghilterra interessante dall'editore, quindi diciamo è un fatto che il primo volume esca nel 48, le bozze pronte siano del 46, le ho visionate proprio qualche giorno fa, e del resto Gentile il più importante, Giovanni, non fece, o se anche lo propose, Rossi non si sentì certo di accettare una carriera accademica, perché è un fatto che Rossi la carriera accademica avrebbe potuto farla, ma non rimane traccia di un aiuto, ecco, a parte la libera docenza, cioè esiste una forte questione di onore da parte di Rossi, però è interessante che i due siano un po' attratti l'uno dall'altro, no? Probabilmente per Gentile è molto importante il rapporto con questo contestatore impotente, silenzioso, e per Rossi è importante sicuramente intellettualmente un rapporto. Comunque insomma Rossi nel Plea for Man parla a lungo di Croce, quindi io penso che insomma lo avesse senz'altro letto e lo commenta, insomma. Ecco, no, volevo solo dire questo, lo so che io sono un po' nel cuore di parte, ecco, io mi sono molto appassionata alle memorie e sì, ritengo che certamente tutta questa pagina dell'Accademia Italiana al tempo del fascismo sia una pagina che fa battere il cuore forte in un senso o nell'altro, e sembrano impossibili tante cose, tanti esili illustri e tanti silenzi. Ecco, comunque grazie per la sua relazione, professore, e per le sue risposte. Grazie. No, grazie a lei. Riassumo brevemente per la platea che non ha potuto sentire, credo, almeno la prima parte. La professoressa Orsi ricordava che il ritardo nella pubblicazione della storia d'Inghilterra trattenuta in casa editrice da Federico Gentile è un fatto, perché è documentato. E poi richiamava appunto le traversie della carriera universitaria di Mario Rossi, ricordando che gli fu, credo, no, offerta un insegnamento, tra l'altro un insegnamento che era ricoperto in quel momento, se non sbaglio, proprio da Garen,
e però poi la cosa non andò avanti, probabilmente perché Mario Magliorossi aveva delle, come dire, delle riserve nell'accettare questo tipo di offerta, e concludeva la professoressa Orsi, e in generale l'università italiana, almeno l'università fiorentina, in quegli anni non ci fa una bella figura. Che cosa dire? Beh, riguardo alle difficoltà di pubblicazione della storia, sì, sicuramente, non c'è dubbio, quelli è un fatto che la casa editrice la tenne lì. Teniamo anche conto che non erano anni semplici per la Sansoni. La Sansoni era di fatto la casa editrice comprata da Gentile, e vi dico che quando, questo lo so come biografo di Croce, quando il Comitato per l'Epurazione chiede a Croce, ma Gentile, Croce dice in fondo la verità, cioè dice: ma Gentile sì, ha fatto il professore prima di liceo e professore universitario, certamente non si è comprato la casa editrice con quei proventi, ecco. Quindi questo era il clima. La Sansoni ha avuto delle difficoltà dopo la caduta del fascismo, e poi probabilmente, quindi non dico che il motivo del ritardo sia questo, però teniamo conto che è stato un periodo difficile per l'editoria in generale, ma per la Sansoni in particolare, perché era la casa editrice di Giovanni Gentile. Quindi questo è il punto. Per quanto riguarda i rapporti con l'Accademia, sì, è un po' il senso anche della domanda che faceva il professor Bacigalupo. Non c'è dubbio che dalla ricostruzione che ne fa Mecacci esca fuori uno spettacolo non proprio decoroso, però sapete, io ho sempre un po' come dire, di ritrosia ad accusare le persone per come si sono comportate in frangenti così difficili, perché se non hanno fatto cose gravi, se non hanno ucciso, mandato in galera o mandato al confino nessuno, ma si sono limitati a dissimulare, no? Perché poi insomma, la grande accusa che fa Mecacci a Garene è di essere stato un grande nicodemista, cioè uno che faceva finta di essere, no, che dissimulava, ma sapete, secondo me in certi frangenti è già qualcosa, ecco. Quindi è questo che non mi è piaciuto nel libro di Mecacci, perché è facile oggi dire: beh, è uno spettacolo meschino, questi professori che un po' omaggiano Gentile, un po' cercano di fargli la fronda, un po' si stracciano le vesti quando viene ucciso, però d'altra parte cercano anche di precostituirsi un futuro. Sì, certamente non sono cose particolarmente belle, ma insomma bisogna trovarsi in certi frangenti per poter dire: beh, bisogna comportarsi diversamente, no? Sì, sono pienamente d'accordo col collega. Volevo aggiungere, poi lasciamo appunto al professor Marciano la chiusura della sessione. La citazione di Banfi che tu hai fatto. Beh, dunque, ci sono dei documenti a Reggio Emilia che dimostrano intanto che erano amici. C'erano le lettere tra lui che lui scrive a Mario 40, dice al funerale della moglie di Banfi, lui si abbracciavano, e poi io gli ho detto a Banfi: ma io sono stato più antifascista di te, non ci crederai, così. E dice che, insomma, in realtà erano amici, credo che da queste lettere scritte quando Mario Banfi era morto, ma insomma, Gentile stava per morire, comunque erano anni in cui insomma erano vecchi tutti e due, se non ricordo esattamente gli anni, comunque dimostra che c'era un'amicizia, c'era un rapporto di amicizia, avevano tutti e due questo legame con Reggio Emilia. Banfi non era di Reggio Emilia, ma la moglie era di Reggio Emilia. Infatti alla Panizzi, diciamo, i due geni loci sono Banfi e Rossi. Poi Banfi ovviamente di creazione marxista, tutto quanto, c'è un istituto Banfi, almeno c'era, credo che ci sia tuttora, non lo so, dove io da giovane andavo con borse di studio, eccetera, che è lì vicino a Reggio Emilia, è molto più ricordato. Però ripeto, alla Panizzi le due grosse figure, sono Banfi e Rossi, e erano amici, e quindi fratelli. Sì. E poi c'è una qualche
un articolo, una recensione, Rossi dice Banfi è uno dei pochissimi filosofi seri italiani. Sì, sì, quindi Dice proprio anche credo anche proprio nella biografia. sì. E infatti appunto Mario 40 da Padova gli chiedeva quali fossero i rapporti e lui dice chiaramente che i rapporti con Banfi erano di amicizia fraterna pur essendo ideologicamente molto lontani. Quindi, e io questa cosa di McCarthy in effetti mi aveva fatto un po' pensare sulla possibilità che Banfi fosse implicato in questo, perché mi sembra, ma io non conosco così bene Banfi, ma non è fosse una questione intellettuale o fatta da intellettuali, questo, però non si può dire, poi in quelle circostanze noi non abbiamo vissuto mai per fortuna. Quindi lascio al professor Marciano la parola, ringrazio il professor D'Angelo, siamo leggermente fuori, però lasciamo lo stesso il tempo al professor Marciano che ci parlerà di Mario Manlio Rossi, interprete di Berkeley, il Commonplace Book come guida di un pensiero occasionale. Il professor Marciano insegna nelle scuole superiori, ha conseguito il dottorato di ricerca in estetica presso l'Università di Genova e ha pubblicato 2 volumi sul pensiero filosofico e estetico di George Berkeley, Estetica e Idealismo nel 2010 e il secondo, Fra empirismo e platonismo, l'estetica di Berkeley e il suo contesto filosofico nel 2012. Prego, professor Marciano. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare in modo particolare il professor Giuseppe Sertoli che mi ha invitato qui oggi presente fra questi grandi studiosi e inoltre mi dà l'opportunità di tornare ad occuparmi di Berkeley, che è stato oggetto dei miei studi anni fa per un lungo periodo, e soprattutto mi dà l'opportunità di occuparmi di un'interpretazione unica della filosofia, ma anche delle vicende biografiche di George Berkeley. Mario Manlio Rossi dedica 4 opere, praticamente mezzo secolo di riflessioni al vescovo di Cloyne. La prima opera fondamentale è quella del 1924, anche se è già concepita all'inizio degli anni 20, la sua traduzione in italiano degli appunti giovanili di Berkeley, il Commonplace Book, tradotti, commentati e ordinati da Mario Manlio Rossi per l'editore Licinio Cappelli di Bologna. E tanto sottolineo che ad oggi è l'unica traduzione in italiano esistente degli appunti giovanili di Berkeley. Poi abbiamo la collaborazione con Hone nel 1931, quindi il Bishop Berkeley, il famosissimo saggio per la terza del 55, che in realtà Rossi ha già terminato alla fine degli anni 40 e probabilmente si aspettava di essere invitato in prestigiose università in occasione del bicentenario della morte di Berkeley nel 1953. E da qui esce anche un particolare astio che Rossi, che adesso vedremo, ha non solo nei confronti di Berkeley ma anche nei confronti degli studiosi di Berkeley, facendo poi un po' un tutt'uno. Per concludere poi nel 1970, sempre per la terza, con l'introduzione a Rossi. Io ho deciso di fare un piccolo esperimento, cioè di prendere questa grande introduzione che Rossi dà di Berkeley e utilizzando il Commonplace Book, cioè gli appunti giovanili, come una possibile linea, una guida che ci possa orientare nell'intero pensiero di Berkeley. Ho potuto fare questo soltanto grazie all'interpretazione che ha dato Mario Manlio Rossi, quindi ho utilizzato la sua interpretazione per avanzare una mia personale ricostruzione di Berkeley, che però dipende ovviamente da Rossi. Nel saggio scrive Rossi: Berkeley era tutto quello che si vuole fuorché un pensatore sistematico, un costruttore, un metafisico in senso proprio. Né poteva esserlo, l'immaterialismo non è una scoperta originale, il nuovo principio è solo una lettura in forma intimematica dei risultati del dualismo e del gnosiologismo dei suoi predecessori. E gli appunti, sottointeso gli appunti giovanili, lo rivelano teso a dimostrare l'immaterialismo e il nuovo principio. Era però una critica ai predecessori, letta erroneamente come sistema filosofico. La frammentarietà del procedere berkeleyano spiega, io penso, il problema della seconda filosofia, che non farà altro che coronare una serie di tradimenti singoli alla prima filosofia.
Così soltanto si può spiegare Berkeley, di posizione in posizione isolata, si troverà poi ricacciato ad una posizione premoderna. L'affermazione è molto chiara e netta. Da un certo punto di vista, le grandi invenzioni di Berkeley, l'immaterialismo, l'ess est percipi, insomma, il nuovo principio della conoscenza, in realtà non sono per Rossi invenzioni originali di Berkeley. E tanto è vero che nella sua ultima opera, la Siris del 1744, secondo Rossi, Berkeley si ritroverà ricacciato a posizioni premoderne. Tutte le opere di Berkeley, secondo Rossi, mostrano, dice ancora nel saggio, l'atomicità, l'occasionalità, la discontinuità delle sue idee filosofiche. Per Rossi Berkeley è tutto fuorché un autore sistematico, non è un autore che si è sempre occupato di filosofia e questo fa inorridire Rossi. La filosofia non è stata l'interesse costante di Berkeley per tutta la sua vita, lo nota molte volte, quasi come se fosse un difetto questo di Berkeley. E inoltre la sua è una filosofia occasionale, più volte lo chiama un dilettante, anche con un certo disprezzo. Certo, poi da qui capire, e io forse non ne sono stato capace, come mai dedichi 50 anni della tua vita però ad un autore che tutto sommato ritieni un non filosofo, è una cosa molto particolare nella vita di Mario Manlio Rossi. Proprio in occasione del bicentenario della morte di Berkeley, Rossi nel saggio scrive: i professionisti del berkeleyismo e i dilettanti che volevano lucrare in questa Vanity Fair si sono precipitati alla kermesse, hanno chiacchierato, hanno scribacchiato. Ne è uscita una figura di Berkeley geniale, di Berkeley filosofo maggiore, che deve, in nome della decenza, venire ricondotta a proporzioni storicamente legittime. Questa è la ragione per cui pubblico il saggio presente. Da più di 30 anni mi occupo modestamente di Berkeley ed avevo scritto la prima metà di questo saggio già da un lustro, come risultato finale della mia passione berkeleyana. Quindi molto chiaro da questo punto di vista il giudizio che Rossi dà di Berkeley, ma soprattutto il giudizio che Rossi dà anche dei critici maggiori, tra cui Aston Arthur Lewis, l'autore appunto insieme a Gissop dell'edizione fondamentale delle opere di George Berkeley, Works of Berkeley, Bishop of Cloyne del 1949, tra il 49 e il 58. Berkeley, continua Rossi, era un uomo vivo che sentiva la crisi della cultura europea aperta con la filosofia moderna e pur senza veder chiaro veniva trascinato progressivamente più indietro al pensiero classico, al pensiero rinascimentale, oltre l'obbrobrio filosofico generato dalla scienza moderna. C'è un giudizio categorico verso la nuova filosofia e la scienza moderna di Rossi che non lascia spazio a molte altre interpretazioni. Berkeley era portato a interessarsi di tutte le questioni politiche, religiose, scientifiche, eccetera, senza che la filosofia fosse sempre e comunque il suo interesse dominante. Berkeley rivela il malessere del pensiero e della filosofia moderni nati male. Comincia come epigono di Locke, continua come epigono di Cartesio, finché si trova a riprendere teorie e concezioni che scienza e filosofia moderna credevano di aver superate definitivamente. Berkeley è un pensatore che per giovanile amor del paradosso e per dilettantismo filosofico trae senza accorgersene le estreme conseguenze della stortura iniziale del pensiero moderno. Questo è il giudizio, è la lente con cui Rossi interpreta Berkeley e a tal proposito avanziamo, è mio intento quello di mostrare subito una particolare metodologia interpretativa che Rossi adotta nei confronti dell'opera di Berkeley. Non vengono mai separate le vicende biografiche dalle vicende filosofiche e questo è un chiaro strumento che Rossi utilizza per interpretare la vita, ma anche il pensiero del filosofo irlandese. E a tal proposito, quando nel 1734 Berkeley, a seguito della pubblicazione dell'Alcifrone
la grande opera che costituisce la sua apologia, l'apologia della fede, un'opera in 7 dialoghi in stile platonico, che Berkeley aveva concepito per lo più a Rhode Island durante la sua esperienza americana, che prima doveva essere alle Bermuda, eccetera, con l'intento di fondare un collegio per diffondere il Vangelo ai figli dei coloni inglesi. Poi, in uno dei tanti misteri della vita di Berkeley, si finisce invece a Rhode Island. Qui concepisce l'Alcifrone fra il 1728 e il 1732, tornato in patria lo pubblica. Scrive Rossi in uno dei momenti forse più, a mio modo di vedere, più irricevibili della sua critica a Berkeley. In poco più di 2 anni Berkeley riuscì a ottenere una carica che non meritava dopo il fallimento delle Bermuda e dopo aver detto l'ira di Dio contro rispettabili dignitari anglicani nell'Alcifrone. La nomina a vescovo di Berkeley fu dunque una vittoria delle raccomandazioni e delle amicizie, una vittoria della camorra sul buon senso e sulla coerenza teologica. Il 19 gennaio 1734 Berkeley poté annunciare trionfalmente agli amici che era stato fatto vescovo di Cloyne. Forse il vescovado meno redditizio che esistesse in Irlanda, ma Berkeley era ormai sua grazia. Questo è Rossi nei confronti di Berkeley. Eppure nella introduzione che lui ci lascia della sua traduzione degli appunti nel 1924, avanzava anche delle idee molto originali circa questi appunti giovanili. Che cosa sono questi appunti giovanili? Sono una serie di riflessioni scollegate, indubbiamente atomistiche, che Berkeley avrebbe concepito tra il 1705 e il 1708, sicuramente prima della pubblicazione del Saggio per una nuova teoria della visione nel 1709. In questo stesso periodo Berkeley aveva dato vita anche a chiamiamolo un club composto da 8 membri, lui e altri 7 studenti del Trinity College di Dublino, che si radunavano al venerdì pomeriggio e discutevano delle idee della nuova filosofia. E la nuova filosofia tradotto John Locke e l'Essay on the Human Understanding. Da queste discussioni escono alcune riflessioni, spunti, quesiti, insomma le queries, che già Rossi in maniera del tutto singolare rispetto a qualsiasi altro curatore degli appunti giovanili inserirà con un suo criterio del tutto arbitrario assieme agli appunti. Sono 2 cose diverse che Rossi unisce. Nessuno, come l'edizione del Commonplace Book di Johnston nel 1930, quella in francese di Raymond Gourgue nel 1908, la stessa di Lewis, nessuno inserisce anche queste queries, lo fa soltanto Rossi. Cosa sono questi appunti? Sono stati per la prima volta pubblicati da Alexander Campbell Fraser nel 1870 e poi nel 1901 nelle sue 2 edizioni dei Works of George Berkeley e sono appunto le riflessioni giovanili di Berkeley. Fraser non numera questi appunti, invece Lewis, Rossi, Johnston e tutti gli altri lo faranno, ma Rossi, e in maniera anche qui molto molto particolare, fa qualcosa in più. Divide gli appunti in capitoli, in 7 capitoli, nomina questi capitoli con dei titoli che non esistono in Berkeley. A loro volta i capitoli sono divisi in sezioni, inserisce le queries e inoltre non si limita a questo, perché il giovane Berkeley aveva messo una pagina, la prima di questi 2 taccuini di appunti, con delle lettere che servivano poi, in quanto erano riportati a margine della pagina di contro agli appunti, servivano ad indicare gli argomenti di quegli appunti. Quindi abbiamo la I che sta per appunto che va nell'introduzione ai principi, e abbiamo la G che sta per God, per Dio, eccetera. Rossi toglie tutto questo. Il risultato è una sua edizione degli appunti che non è neanche poi così semplice da maneggiare, proprio perché mette mano nel testo berkeleyano
a suo piacimento. È una tendenza che ripeterà anche negli anni 50 e nel saggio. Scrive Rossi nell'introduzione agli appunti: il Commonplace Book è essenzialmente soltanto un giornale filosofico, una serie di note ispirate esclusivamente dalla considerazione di questioni da risolvere, non di sentimenti da notare, perché Berkeley è un innamorato di problemi e scrive lealmente senz'altro scopo che quello di fissare idee e compiti per l'opera speculativa a venire. Berkeley annotava a mano i suoi marginalia alle letture che andava facendo ed i pensieri sviluppatisi da queste letture. Questo quaderno va sotto il nome di Commonplace Book, che testualmente significherebbe libro di luoghi comuni. Non posso tradurlo in italiano meglio che taccuino, ovvero libro di note, ovvero appunti. Se il Fraser aveva scritto e detto che il Commonplace Book è una preziosissima testimonianza delle lotte iniziali di un ardente genio filosofico, beh, il giudizio di Rossi non è certo così positivo. Gli appunti di fatto sono niente altro che una delle tante rappresentazioni dello stile filosofico di Berkeley, secondo Rossi, che è un non stile. Cioè sembra che per Rossi Berkeley sia molto più attento alla ricerca del paradosso, la critica a Newton piuttosto che la critica a Locke, piuttosto che alla creazione di un vero sistema filosofico maturo. Gli appunti, che in quanto appunti sono frammentari, in realtà sono già un'ottima fotografia di quella che sarà poi la speculazione di Berkeley. Infatti, scrive sempre nell'introduzione agli appunti, il Commonplace Book appare a prima vista come un vero brogliaccio, un quaderno di note frettolose, slegate e spesso inconcludenti, frammischiate di questioni poste e non risolte, di citazioni di testi, di appunti di ulteriori riflessioni. Opera atomistica quant'altre mai, segnata dal disordine della mentalità giovanile che insiste su un pensiero altrui con successive amplificazioni fino a trarne un paradosso. Ciò che veramente, continua Rossi, manca a questi appunti è un ordine logico, un filo d'Arianna attraverso gli argomenti e le diversissime idee tra le quali Berkeley sbalza continuamente. E noi abbiamo ritenuto necessario un lavoro più profondo, un lavoro completo di riordinamento che faccia precisamente del Commonplace Book un libro equilibrato e coerente, almeno nella forma esteriore. Beh, non può essere un libro equilibrato e coerente il Commonplace Book, prima di tutto perché non è un libro. Seconda cosa perché questa invasione dell'opera di Berkeley da parte di Rossi, dal punto di vista ermeneutico, quantomeno dell'ermeneutica somma del Novecento, risulta veramente difficile da accettare. Una tendenza che che Rossi ripeterà 30 anni dopo, perché nel saggio del 1955 a un certo punto scriverà a proposito dell'ultima opera di Berkeley, questa è la prima, ma anche a proposito dell'ultima scriverà: così ora dovrò riordinare la Siris per renderla comprensibile. Come all'inizio della mia modesta carriera berkeleyana dovetti riordinare gli appunti. Quindi questa tendenza a metter mano nelle opere di Berkeley a tal punto poi da creare delle opere scritte a quattro mani quasi, è una costante che Rossi non abbandona mai nel corso della sua carriera. Per Rossi però, nell'introduzione agli appunti, e da qui io sono partito per l'argomento che oggi io affronto in questo intervento, dice che gli appunti hanno tutto il pittoresco delle impressioni abbozzate sull'albo del pittore di paesaggi, sempre più vasti e più complessi di sfumature e di echeggianti sviluppi del quadro completo e conchiuso. Molto importante questa affermazione perché comunque definire gli appunti come le impressioni che il pittore abbozza sul proprio albo e che poi servono come fonte di ispirazione per le opere a venire,
rende gli appunti, e poco prima di questa citazione Rossi li aveva definiti un semenzaio e un vivaio di idee. Allora Rossi negli anni 20 comprende l'importanza degli appunti, ma alla fine, negli anni 50, forse un po' se ne dimentica. È possibile ricostruire tutte le idee, le principali idee delle opere filosofiche di Berkeley, dalla nuova teoria della visione fino ad arrivare alla Siris, adottando un costante confronto con appunti presenti nei taccuini giovanili, nel Commonplace Book. Ed è un po' quello che ho provato a fare. Cioè, se noi prendiamo la nuova teoria della visione, quindi l'opera del 1709, in cui Berkeley si domanda che cosa realmente noi vediamo, se riusciamo con la vista a vedere la posizione, la grandezza e la distanza degli oggetti, e la risposta è no, perché in realtà ogni senso ha un suo specifico oggetto della vista sono luce e colori, l'oggetto dell'udito è il suono, e alla fine, per farla breve, noi in realtà possiamo parlare di oggetti concreti, ancora in questa fase del pensiero, dice Rossi, soltanto applicando il senso del tatto. Ecco che qui Berkeley istituisce quello che diventerà il linguaggio visivo, ovvero le idee della vista si comportano esattamente come le parole del nostro linguaggio, cioè sono segni che rinviano un significato che è l'idea corrispondente del tatto. A partire da questo sviluppo del 1709, dell'immaterialismo, dove però ancora gli oggetti del tatto sembrano essere esterni alla mente del soggetto, secondo Rossi poi già nel Trattato sui principi della conoscenza umana, quella in cui, cioè l'opera in cui si afferma l'esse est percipi, e in particolare col paragrafo 3, l'essere delle cose e il loro essere percepite, anche gli oggetti del tatto acquistano quella dimensione interiore e spirituale, perché da questo punto di vista l'affermazione di Rossi è molto molto importante. Diciamo così, per Rossi il primo Berkeley, quello dal 1709 al 1734, pur con qualche contraddizione, può ancora stare in piedi, perché è il filosofo che affermando l'esistenza come divisa in un soggetto percipiente e un'idea percepita, quindi tutta l'esistenza si riduce alla percezione, tutto l'essere, dice Rossi, per Berkeley si riduce al conoscere, e il conoscere in qualche modo viene ridotto alla percezione sensibile. Fin qui in qualche modo Rossi riconosce ancora a Berkeley la dignità dell'essere un filosofo dell'empirismo inglese. Dice fin qua in qualche modo è giustificato il metterlo nei manuali di storia della filosofia tra i tre empiristi. Poi accade qualcosa, accade che nella Siris e dopo l'Alcifrone, quindi tra il 1734 e il 1744, Berkeley comprende un problema della sua filosofia, secondo Rossi, che è quella di non riuscire ad avere una conoscenza dello spirito. Noi possiamo solo conoscere idee, ma dello spirito non abbiamo idea, ma solo nozione, perché lo spirito è attività pura e non può essere rappresentato da un'idea che è per forza passiva. E qui Rossi dice, Berkeley inizia a comprendere che la gnoseologia che aveva costruito in precedenza non può aiutarlo a spiegare una mente divina che in qualche modo conferisce coerenza al mondo sensibile e quindi non ci fa vivere in un'illusione. E pertanto questa conoscenza degli altri spiriti, che non è una conoscenza di idee o di nozioni, porta ad un tipo di conoscenza razionale che in qualche modo determina quello che Rossi in maniera molto insistente chiama il salto metafisico di Berkeley, cioè in realtà un salto a Dio, un salto a quella mente che garantisce la coerenza dell'esistenza sensibile. Tanto è vero che Rossi scrive: l'universo in Berkeley è mantenuto in essere dalla coerenza della divina fantasia poietica. Ed ecco allora che nella Siris, sono andato ovviamente molto, molto veloce, noi non troviamo più intanto idea come sinonimo di cosa, come sinonimo di percezioni. Berkeley smette, e Rossi lo nota molto bene, di parlare di idee, parla soltanto di illusioni, di apparenze. E quindi la Siris, che è l'ultima opera di Berkeley e viene definita da Rossi come una rapsodia incongrua,
in realtà ci mostra un mondo in cui ormai le idee sono diventate sole illusioni volute da Dio come segni di una realtà altra. E quindi, secondo Rossi, nella Siris in qualche modo Berkeley rinnega il suo immaterialismo, torna ad affermare l'esistenza di una materia esterna al soggetto, torna a parlare di una vera conoscenza che non è più conoscenza che parte dal sensibile, non è più empirismo, perché la vera conoscenza è quella dell'idea archetipa presente nella mente di Dio, che può soltanto essere inferita dalla ragione e non conosciuta dai sensi. E quindi con questo salto metafisico, questa seconda filosofia, il nostro Berkeley, secondo Rossi, non fa altro che dimostrare il fatto di essere stato un filosofo all'occorrenza, un filosofo occasionale, un uomo che, come con la pubblicazione dell'Alcifrone, scriveva di filosofia solo per avere un vantaggio pratico e concreto. In quel caso il vantaggio era diventare vescovo e quindi si scrive un'opera che è un'apologia della fede. Questo è il suo modus operandi, secondo Rossi. Però, e qui concludo, stupisce una cosa di un autore così acuto come era Rossi. In gioventù, negli anni '20, aveva ben colto che gli appunti possono essere ritenuti veramente i colori sulla tavolozza che poi il pittore utilizza per costruire il grande affresco. Ha demolito letteralmente tutte le opere e la filosofia di Berkeley, Rossi, però avrebbe forse potuto ricostruire il pensiero di Berkeley proprio a partire dagli appunti, perché io ho potuto paragonare le tesi principali di Berkeley soltanto grazie a Rossi, cioè andando a prendere quei corrispettivi appunti che parlano degli stessi argomenti e confrontando queste opere fino alla Siris, fino all'opera in cui appunto Berkeley tornerebbe al neoplatonismo, alla iatrochimica, al pensiero rinascimentale, quindi abbandonerebbe completamente l'empirismo. Non ha fatto questo. Nel saggio e nell'introduzione ci dice che gli appunti sono solo un brogliaccio disordinato del trattato sui principi della conoscenza umana. Questo non è vero. Egli stesso aveva affermato ben altro 30 anni prima e adesso riduce solo gli appunti a un brogliaccio disordinato, gli appunti a un brogliaccio disordinato del trattato sui principi della conoscenza. In realtà, secondo me, e questo lo posso dire solo grazie a Rossi, gli appunti giovanili Common Place Book sono un vero laboratorio creativo, perché è da qui che Berkeley costruirà tutta la sua filosofia futura. Cioè è molto notevole, a mio modo di vedere, molto originale il fatto che un ragazzo irlandese a 20-23 anni avesse già in testa, sotto forma di atomi, sotto forma di singole riflessioni, tutto quello che sarebbe diventato il suo pensiero. E a questo noi giungiamo soltanto tenendo fede alle tante interpretazioni di Rossi, ma Rossi non conclude in questo modo, conclude semplicemente dicendo che il Common Place Book, come tutte le opere di Berkeley, non sono altro che il risultato di un pensiero occasionale, di un filosofo dilettante che nella storia della filosofia eternamente fallisce il suo scopo. E quindi è molto duro questo giudizio, quando invece Rossi, che aveva preparato tutti gli elementi, avrebbe potuto non solo, visto che è uno dei più forti sostenitori di una doppia filosofia di Berkeley, addirittura tripla filosofia, quindi di un non sistema, eppure avrebbe potuto prendere tutte le opere edite di Berkeley, dal 1709 al 1744, e guardarle, se non con una coerenza che non c'è fra una e l'altra, ma come coerenti in se stesse. Sono cioè degli ingrandimenti, degli approfondimenti di singoli gruppi di appunti che un giovane ventenne aveva già ben chiaro in testa. Ecco, trattare Berkeley così forse non fa onore al filosofo irlandese, ma credo che non faccia onore neanche a Rossi, perché è e resta indubbiamente forse il più acuto e più brillante interprete di Berkeley di sempre. Grazie, ho concluso. Grazie professor Marciano, davvero una bellissima relazione che anche ci mostra quello che ho sempre notato negli scritti di Rossi, che lui
era quasi, trovava quasi un avversario sul ring, per i suoi, non era li ingaggiava sempre, c'è un engagement costante. Questo succede anche con Hume, insomma, la traduzione di Hume, che peccato che non abbiamo potuto trovare una relazione su Hume e Rossi, no? Che anche, ma il libro di La Terza poi è ancora pubblicato adesso, credo, insomma. Quindi nella collezione Rosso. Qui davvero il professor Marciano c'ha molto, direi, dato questa idea di dialettica costante di quest'uomo che era sempre upbeat, era sempre... non aveva mai una certa distensione necessaria, ma in nessun caso, neanche in A Plea for a Man, che forse poi un insieme di cose che mette così, non aveva poi il passo sistematico, infatti non scrive mai un sistema in cui, al contrario di un Gentile o di Croce, non c'è un sistema della filosofia rossiana e li impegna sempre come se fossero degli veri avversari, e Berkeley è il caso, insomma, oppure trova delle affinità come trova poi nel commonplace, questo pensiero secco, dry, che magari lui non dice, non si aspetta di un giovane, cioè non è il giovane Berkeley, è già un filosofo in questo senso, privo delle emozioni di un giovane, e questo si compiace molto di questo, nel dire che sono cose molto tecniche quelle che il giovanissimo Berkeley scrive. Bene, adesso se il pubblico, i colleghi, professoressa Parigi immaginava avesse una domanda, ne ha molte sicuramente. Ne avrebbe molte. Non voglio neanche anticipare quello che dirò tra poco. Allora, sulla coerenza, Berkeley è un filosofo coerente e per convincersene basta leggerlo, cioè leggere la Siris, davvero, leggere il De Motu, davvero, la Theory of Vision Vindicated, davvero. Primo, ma questo, insomma, come dire, è un'asserzione che può sembrare priva di argomentazione, in realtà non voglio anticipare quello che dirò dopo. Seconda cosa, gli appunti non sono appunti. Il Commonplace Book non è un Commonplace Book, sono philosophical commentaries. Quando gli usi, gli cambia il titolo, capisce cosa sono. E Rossi no, e non sono per niente un Commonplace Book. Cioè, voglio dire, il fatto che sono appunto commentari filosofici dove ci sono gli spunti di molte opere successive, certamente privi di argomentazione, ma perché appunto sono philosophical commentaries. Berkeley era perfettamente capace di scrivere un trattato, tant'è vero che lo scrisse 2 anni dopo. Quindi non è che non era capace di scriverlo, semplicemente è un'altra cosa. Poi sono frammenti, certamente, tant'è vero che appunto come dire, non interessava a Berkeley pubblicarli in quel modo. Però come dire, la traduzione, per così dire, che ne fa Mario Magliorossi è una distruzione completa di quell'opera, perché li prende, capitolo primo, l'immaterialismo, capitolo 2, Dio, sezione 1, ma non era un trattato, erano philosophical commentaries. Quindi poi per quanto riguarda queste, insomma, brevi, come dire, commenti sulla relazione, per quanto riguarda il rapporto conflittuale che Rossi ebbe con tutti gli autori che studiò, questo, come spero dimostrare tra poco, ha una spiegazione eminentemente psicologica per quanto riguarda la psicologia di Rossi, e lui stesso teorizza questa, cioè lo spirito di contraddizione, ce lo dice lui stesso. Non c'è una filosofia di Rossi? Non c'è perché non c'era una filosofia di Rossi, c'erano spunti, sempre più o meno occasionali, questi sì, e poi Rossi stesso ci scrive proprio nella corrispondenza con Hone, con Joseph Hone, lui scrive: io fino al 1955 almeno sono stato un kantiano. Quindi non è paragonabile a un pensatore originale della levatura di Giovanni Gentile. Lui dice: io sono un kantiano, con venature più o meno pragmatiste, con, come dire, ogni tanto qualche tentazione esoterica, ma sicuramente la sua linea, diciamo, maestra, la linea maestra del suo pensiero è quella della filosofia kantiana, dal saggio sul rimorso, che è proprio puramente di un kantiano purissimo, fino poi almeno, scrive lui, almeno fino al 55, sono stato un kantiano. Quindi insomma non c'è un pensiero originale, non c'è un pensiero sistematico.
Questo è un pregio o un difetto? Non lo so, non tocca certo a me dirlo, ma certamente non si può neanche accusare Berkeley di non essere stato un pensatore sistematico, perché la filosofia del 6-700 non è sistematica. E questa è proprio la sua caratteristica e l'originalità di tutta quella filosofia appunto del XVII secolo. Questo, insomma, perdonate il tono piuttosto enfatico e anche, come sempre accade quando uno è enfatico, poco conseguenziale. Quindi... No, lei ha perfettamente ragione, anche perché parla con una persona che intanto conosce qual è il pensiero di Silvia Parigi e Berkeley, eccetera, perché tanto mi è servito per costruire le monografie che ho dedicato a Berkeley, e non solo il mondo visibile, George Berkeley, la prospettiva, ma tutto. E inoltre io concordo pienamente, io non sono assolutamente d'accordo con Rossi nel parlare di una non linearità nel pensiero di Berkeley, tant'è vero che sostengo che vi possa e debba esserci un'unità del pensiero di Berkeley. Ho notato, forse un po' tardi nella preparazione di questo mio lavoro, che a volte Rossi accusa, tra virgolette, Berkeley, anche la condotta personale di Berkeley, di qualcosa che poi in realtà lo stesso Rossi è un portatore, cioè Berkeley è quel filosofo che evidentemente stimola in Rossi una competizione molto particolare, perché hanno degli aspetti, questa è un po' la mia idea, degli aspetti in comune, caratterialmente. Ci specchiamo soprattutto negli avversari, questo lo sappiamo. Comunque è verissimo. Bene, ci sono altre domande, osservazioni? Siamo andati un pochino out of shadow, ma c'è il professor Sertoli. Ma te lo do. Microfoni spenti. Microfoni spenti. Grazie, grazie. Le ha fornito degli strumenti. Esatto. Le ha fornito e tuttavia le ha fornito degli strumenti per andare oltre Rossi contro Rossi, ed è una cosa analoga a quello che Paolo D'Angelo diceva per l'antologia sull'estetica dell'empirismo, che non è accettabile quello che lui dice sulle auto, e tuttavia quell'antologia ha fornito degli strumenti per aprire il discorso crociano sull'estetica, quindi fornendo qualche cosa. È veramente una posizione strana. Lui sbaglia, non è seguibile, e tuttavia ti fornisce degli strumenti che ti servono per fare qualche cosa che lui non avrebbe sottoscritto, però che ti sono utili. Perfettamente ragione. Poi si scopre questo alla fine, cioè parlandone alla fine di queste cose, ci si trova coinvolti. Perché tanto irrita quanto affascina, ecco, Rossi, secondo me. E quindi più ci irrita, più ci porta a capire un modo completamente diverso e nuovo, che va contro, però, questo è importante, va contro i cliché, va contro l'ordine costituito, cioè non mi importa se modifico l'opera di un autore, la modifico, punto, cioè questo è, e questo è. Sì, esatto, quindi è molto particolare, ecco, questo suo modus operandi, e sicuramente, come Berkeley, non è un autore che annoia, ecco, non annoia mai, perché stimola continuamente, provoca continuamente. Ah sì, abbiamo il nostro pubblico che non ti ascolta, però
Non Laura Rossi che ci parlerà poi della storia d'Inghilterra. Sì, non si esime mai dall'intervenire con un suo giudizio, si tratti di un filosofo, si tratti nella storia d'Inghilterra di un personaggio storia. Non c'è mai, come dire, l'equanimità, o come dire, il distacco dello storico. Lui deve sempre intervenire con la sua posizione e dire quel filosofo lì non ha capito. Io ho capito molto meglio di lui e quindi lo critico. C'è sempre questa sua, come dire, mettere i piedi nel piatto, insomma, dover intervenire a giudicare il suo stesso oggetto senza mai tenerlo alla distanza. È veramente un atteggiamento costante di Rossi, che può irritare ovviamente e che può essere giustamente criticato, che però può essere anche... dà degli spunti a volte molto utili. Grazie, allora io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio il professor Bacigalupo che nonostante abbia un braccio solo ha portato il microfono, ringrazio i colleghi che sono, vedo anche il professor Mauro Letterio che fa molto piacere di sapere online, anche Andrea Gatti, altri colleghi, studenti e studiosi. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito anche ben oltre insomma il termine che ci avevamo dato, e ci aggiorniamo allora alle 2:30, abbiamo tempo per la colazione. Anch'io ringrazio voi e il professor Bernardini che ci ha guidato stamattina. E mi è sembrato che è interessante che da questo antagonismo di Rossi però risparmia i personaggi letterari di cui ho parlato stamattina, cioè per Yeats lui non si sognerebbe mai di opporsi a Yeats, no? Non c'ha questo, lì è solo in ginocchio, ha avuto questa esperienza, ha avuto questa rivelazione nella vita, no? Sì, è vero. E invece cioè, Yeats era un uomo come tutti gli uomini, con tutti i suoi lati, no? Le sue cose ridicole, eccetera, però tutto questo non viene citato, c'è solo il grand'uomo. Ma perché è anche molto giovane. Sì, vabbè. Però io è un altro pianeta, ma lui è uno scrittore e Il viaggio in Irlanda è il libro di uno scrittore, che per certi versi crea un mondo, rivela un mondo che è un mondo di poesia, anche il mondo stesso della scrittura del viaggio, in un certo senso. Ma grazie moltissime di queste interessanti relazioni e discussioni e ci vediamo questo pomeriggio.